Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio nelle varie parti della nostra trasmissione. Prima Barbara Odorico di Forza Italia della sesta circoscrizione e poi Roberto Mandler di Punto Franco della seconda circoscrizione. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al solito numero oppure scrivendoci una mail. Oggi seguiremo anche con i nostri collegamenti esterni l'inizio nuovo del dibattito intorno alla cabinovia, quindi in Consiglio Comunale, quindi avremo a partire dalle 9 qualche collegamento appunto dalla sala del Consiglio Comunale e naturalmente partiremo con la nostra rassegna stampa, ma prima di tutto le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere la situazione generale. Tra martedì e giovedì una depressione isolata si allontanerà verso il Mar Tirreno, la regione tornerà quindi in un contesto anticiclonico stabile con afflusso di correnti nord-orientali in prevalenza secche. Quindi per oggi nella notte e al mattino residua nuvolosità consistente. Dal pomeriggio schiarite, specie su pianura e costa, con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà vento da nord-est o bora moderata, con raffiche anche sostenute a Trieste. Domani, la giornata di domani, mercoledì 18 giugno, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, con qualche velatura pomeridiana verso la zona montana. Soffierà bora, in genere debole sulla fascia orientale e sulla costa, con raffiche moderate a Trieste. Brezza dal pomeriggio. Ancora giovedì 19 giugno, su pianura e costa cielo sereno, sulla zona montana sereno al mattino, poco nuvoloso variabile nel pomeriggio, con la possibilità di qualche rovescio temporale, specie verso le prealpi carniche. Tornerà a fare caldo in pianura e sulla costa venti a regime di brezza. Questo è il quadro meteo per questi giorni, secondo l'Osmerarpa regionale. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine dei giornali che sono in edicola oggi. Il piccolo di Trieste si concentra sulla maturità, domani al via in 9000. Si parte domani col tema di italiano, dal prossimo anno la formula dell'esame cambierà. Insediate le 257 commissioni che valuteranno i candidati. Tra le novità il peso del voto in condotta. Esame di maturità, si parte domattina la prima prova, il tema di italiano per il quale impazza il Tototracce, che rappresenta l'unica verifica comune ai 524.000 maturandi impegnati in tutta Italia in quello che è il metaforico spartiacque tra adolescenza e età adulta. In regione ieri si sono insediate le 257 commissioni, i candidati sono attesi da 3 prove, 4 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano. Ai nastri di partenza in regione 8.843 studenti. I consigli di Enrico Galliano, la sera prima, uscita antistress con un paio d'ore a parlare d'altro, con generali e mod finance, rischi climatici e finanziari, nuova cattedra all'Università di Trieste. Vediamo appunto che si parla ancora di cabinovia in stallo, spunta l'estensione fino a Montegrisa, racconta il piccolo, ne abbiamo parlato più volte anche noi, anche intervistando ad esempio l'assessore Rossi. Poi ancora svuotano la cassa della slot, lei è arrestata, lui fugge, andremo a vedere anche questo. Museo ferroviario, ecco la copertura in acciaio e ferro, la copertura in montaggio. Onde d'urto, le signore del nuoto artistico senza etale, sincronet della squadra master di nuoto artistico della Triestina Nuoto Summer & Co Shipping, in questa bella fotografia. Ancora ONU ed Europa non contano e così Israele non si fermerà, e qui siamo agli scenari internazionali che troveremo poi in tutti gli altri quotidiani. Bombe sulla TV iraniana, va ucciso Khamenei, Netanyahu in un'intervista alle crisi internazionali. Ancora sempre sul piccolo, Leonardo e Baykar, droni per la difesa, autostrada del mare, c'è Finest con Summer e poi Imec Roma lancia il porto di Trieste. Ancora nel giardino di Svevo e Joyce, il volume qui raccontato sul piccolo, il piccolo che è anche l'edizione isontina di Gorizia Monfalcone. Allora vediamo rincari nei canoni a Gorizia, protestano gli ambulanti, morto per amianto a Panzano, 1,5 milioni di risarcimento, e poi ancora archeologia subacquea, il museo di Grado verso il rush finale, attesi in 20.000 per i 4 concerti alla Casa Rossa.
Rossa, un concerto dei Massive Attack, la band è attesa alla Casa Rossa la prossima settimana a Gorizia, in prevendita staccati 6.000 biglietti per i 30 Seconds to Mars, circa la metà per Tony F. Vediamo ancora altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Allora vediamo il Corriere della Sera, raid e morti, l'Iran vuole trattare, colpita la TV di Stato nella capitale, il G7 chiede la de-escalation ma Trump frena e rilancia, Teheran va evacuata, voci su un salvacondotto in Russia per Khamenei, Netanyahu ucciderlo farebbe finire la guerra, i media, gli ayatollah in contatto con gli USA e Israele. Le bombe, la resilienza di Tel Aviv, la montagna atomica e i suoi segreti, Mosca pensi a negoziare con l'Ucraina, l'intervista a Tajani, Dazi, l'Europa apre un accordo sul 10% per il quanto riguarda il commercio, la ricerca di un patto con gli Stati Uniti, i piani di Lovaglio per l'offerta su Monte dei Paschi. Ancora la ricostruzione del delitto di Roma, l'americano ubriaco, la neonata in lacrime, così l'ha uccisa. L'azzurro Polonara in cura per la leucemia, il basket sotto shock. Andiamo a vedere la Repubblica, uccidere Khamenei, Netanyahu abbiamo il controllo dei cieli, senza l'ayatollah la guerra finisce, Teheran sotto attacco, colpita la TV di Stato, l'Iran pronto a trattare di nuovo sul nucleare. Ancora G7, strappo tra USA e Unione Europea, Trump non ferma Israele. Naim, Cina o Russia nel negoziato oppure il conflitto si allargherà. È ancora possibile un'Europa più stretta e coesa, e il commento di Guido Tabellini, poi la vera eredità che ci lasciano i maestri a scuola. E ancora shock nel basket, Polonara ha la leucemia. Ancora sempre il delitto di Roma, era sotto falso nome l'americano di Villa Pamphili. L'ambiguo reato, storia dell'apologia di fascismo. La Stampa, Trump evacuate Teheran, tregua in Iran, no del presidente USA, errore cacciare la Russia dal G8, Netanyahu dominiamo i cieli, pace vicina. Anche qui vediamo una foto che si riferisce allora a Haifa, le notti della paura, bombe sulla TV degli ayatollah. Qui vediamo Bnei Brak devastata dall'attacco iraniano. Invece Val di Tara vieta i cellulari in classe, ma è solo uno spot inutile e dannoso, dice Matteo Lancini sulla Stampa. E ancora Andreoli, bullismo come il cancro, l'intervista. L'intervento, solo l'innovazione cambia l'università. Ancora un'inchiesta, giovani italiani i meno pagati d'Europa, intervista a Kelly, presidente dell'Istat, la quota di stranieri è bassa rispetto agli altri paesi. Il Fatto Quotidiano, Bibi, uccidiamo Khamenei, Trump rivuole Putin nel G8, Israele fa stragi nell'ospedale nella TV di Stato. Ma che Israele, l'Unione Europea vota su cani e gatti, complici divisi su tutto, ma Londra e Parigi armano Bibi. Questo è il punto di vista del Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale, gli ayatollah chiedono pietà, il regime scricchiola, Israele bombarda la TV di Stato e annuncia controlliamo i cieli iraniani, esodo da Teheran, i pasarani in crisi pronti a trattare sul nucleare. Antisemitismo a Parigi, oscurati gli stand israeliani alla fiera della difesa. E poi ancora guerra commerciale, svolta dazi, l'Europa propone l'accordo. Libero, l'Iran collassa sulla sinistra, l'attacco agli ayatollah, bombe su Teheran e caccia alla guida suprema, il regime in crisi chiede di trattare, Trump dice no, PD e soci in tilt preparano un'altra manifestazione contro Israele. Ancora l'inchiesta sull'uccisione del killer del brigadiere, le grottaglie, la ANM difende chi indaga gli agenti. Ancora, ora i partigiani dichiarano guerra a Bezos, mobilitazione contro le nozze del patron di Amazon a Venezia. Il Sole 24 Ore, transizione 4.0, prenotabili da oggi crediti di imposta. La procedura prevede domande online dalle 14 nel sito internet del GSE, agevolati gli investimenti in beni strumentali high-tech effettuati nel 2025.
Cresce il pressing sugli USA per fermare la guerra, ma Trump al G7 punta i piedi. Questa è la lettura del quotidiano economico. Ancora il rapporto Caritas aumenta la povertà, al nord gli aiuti salgono del 77%, davvero una percentuale considerevole. OPS, Banca Generali, l'offerta in stallo a rischio decadenza. Ancora il Domani, Israele bombarda la TV iraniana, gli ayatollah puntano su Trump, Tel Aviv colpisce ancora Teheran, il regime all'angolo, spera che gli USA possano fermare l'attacco. Per Netanyahu l'uccisione di Khamenei metterebbe fine al conflitto, il ruolo di Putin mediatore, il tycoon al G7 del Canada, la Russia torni nel consesso dei grandi. Poi ancora 50 milioni al comune guidato da Brugnaro, così il Qatar conquista la Biennale di Venezia. Allora torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere un po' le notizie di casa nostra. Qui c'è tutta l'analisi a livello regionale degli esami di maturità, esame per 9.000, e dal 2026 si cambia, quindi si comincia domani col tema di italiano, tra gli argomenti più gettonati: D'Annunzio, intelligenza artificiale, guerre e Papa. Insediate le commissioni, briefing per le regole coi presidenti, tra le novità il peso del voto e in condotta. Le defezioni dei commissari sono state contenute, dice Daniela Beltrame, direttrice dell'ufficio scolastico regionale. Dal prossimo anno il colloquio avrà caratteristiche diverse. Staremo a vedere appunto quali saranno queste novità. L'ansia è normale, aiuta a concentrarsi, non deve fare paura. I consigli della Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, Eva Pascoli: al colloquio parlare comunque anche senza avere la risposta esatta. La notte prima concedersi un'uscita in cui si parla d'altro, il consiglio le dritte dell'insegnante Enrico Galliano, scrittore e creatore digitale. Qui ci sono tutte le notizie della situazione internazionale, le crisi, bombe sulla TV iraniana, l'ordine di Netanyahu, uccidere Khamenei, il premier israeliano vuole la testa dell'ayatollah, se muore finisce la guerra, la reazione delle guardie della rivoluzione, partiti nuovi attacchi missilistici. Questa è la situazione che andremo a vedere poi anche sugli altri giornali. Ci concentriamo su Trieste perché oggi, come vi dicevo, ricomincia il dibattito in Consiglio Comunale sulla cabinovia. Vediamo la cabinovia fino a Montegrisa. Rossi, solo così diventa utile, lo diceva proprio qui a Sveglia Trieste qualche giorno fa. Il centrodestra firma una mozione sull'estensione, l'opposizione dice irrealizzabile, cercano dei rimedi. Oggi e domani doppia seduta, ma il voto è ancora lontano. Il dibattito in aula sulla variante urbanistica accesso nord per il tratto di cabinovia che sorvolerà o dovrebbe sorvolare, insomma, il Bovedo, riprenderà questa mattina. Il Consiglio Comunale è convocato per le 9 di oggi e in prosecuzione alle 9 di domani, con 2 sedute che però, dopo le 5 andate in scena le settimane scorse, difficilmente riusciranno a produrre un esito decisivo. Da esaminare ci sono ancora 32 opposizioni dei residenti a rischio esproprio, oltre 3.099 raggruppate in 33 cartelle, osservazioni dei cittadini contrari all'opera e altre 126 osservazioni agli atti di esproprio, migliaia di carte che potenzialmente potrebbero tenere i consiglieri occupati anche per una trentina di sedute, a meno di colpi di mano della maggioranza per assottigliare i margini del confronto. E qui vediamo appunto le voci del confronto dei consiglieri comunali e seguiremo anche noi questa ripresa dei lavori. Viene analizzata anche la situazione della stazione delle autocorriere, ne parliamo spesso anche qui a Sveglia Trieste con le vostre segnalazioni. Il pienone di turisti in piedi. Saba Italia mette ordine a una struttura con sempre più vettori internazionali, nuovi servizi e attività, i posti a sedere di pari passo con pulizie e telecamere. Qui vediamo alcune foto della stazione appunto delle corriere. La società di gestione dice è un sito strategico, purtroppo non tutti
tutti i fruitori sono educati. Appalti delle aziende sanitarie, situazione da caporalato. Questa è la denuncia di Fesica Confsal, il sindacato che dice appunto paghe infime inferiori ai minimi costituzionali. La Fesica Confsal annuncia in una conferenza stampa che è pronta a presentare esposti per caporalato per gli appalti fatti sulla base di contratti ritenuti dal sindacato pirata per le guardie ai fuochi nelle aziende sanitarie Giuliano Isontine e Friuli Centrale. Allora, noi abbiamo realizzato un servizio su questa conferenza stampa, lo ha fatto il nostro Gianluca Paladin, che ha intervistato appunto i protagonisti di questa iniziativa, il sindacato Confsal, che ha annunciato addirittura insomma, azioni e scioperi per ovviare a questa situazione che è stata definita di paghe infime. Allora rivediamo insieme il servizio. Le categorie più colpite da questo scandalo nazionale sono le guardie giurate armate, i servizi di sicurezza non armati e nella fattispecie le guardie a fuoco presso gli ospedali. Salari bassi e contratti iniqui che non rispettano l'articolo 36 della Costituzione, quindi il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. È l'attacco della Fesica Confsal del Friuli Venezia Giulia, un'emergenza nazionale che colpisce anche la nostra regione, sottolinea il sindacato, che annuncia una dichiarazione di guerra senza quartiere dopo le decine di infruttuosi incontri intercorsi con parti sociali, aziendali e pubbliche, come recita la nota. Il sindacato inoltre chiama i lavoratori all'ascesa in piazza. Noi abbiamo parlato con tutti gli attori di questa tragica commedia, la politica, le stazioni appaltanti, le aziende, tutte quante ci hanno detto, ci hanno risposto di fatto fateci causa. Quindi se i soggetti che parola ci hanno sdobbato, ci hanno detto fateci causa, vogliono fare un trattato di pace, noi ci fermeremo, se no andremo avanti fino alle estreme conseguenze che non sono solo quelle di andare dal giudice del lavoro. Noi faremo degli esposti anche alla Procura della Repubblica perché queste, in particolare la Giudice Giuliano Isontina e l'azienda sanitaria del Friuli Centrale non potevano non sapere che indicando quel contratto ANISA, non potevano non sapere che è un contratto assolutamente fasullo che non doveva essere applicato, firmato dalla Confsal nel 2009, praticamente mai più rinnovato, e noi della Confsal gli abbiamo detto non applicate quel contratto. Nonostante questo lo hanno fatto anche nel recentissimo appalto dell'azienda sanitaria Friuli Centrale. Allora, questa la Confsal, appunto la denuncia della Confsal, ma ieri abbiamo parlato anche della Tirso. Oggi c'è un nuovo incontro a porte chiuse sulla delicata situazione della Tirso. Ne ha parlato ieri il segretario di Trieste, provinciale di Trieste della CGIL, Massimo Marega. Allora risentiamolo, sempre ai microfoni di Gianluca Paladin. E voi domani avete un incontro, tra l'altro, proprio per la questione Tirso che preoccupa molto. Cosa vi aspettate dall'incontro di domani? Auspicheremmo qualche risposta positiva. La situazione rimane assolutamente complicata, quindi attendiamo l'incontro di domani. Sicuramente il fatto che nelle ultime settimane si sia rotta la trattativa con l'unico soggetto che almeno formalmente aveva avviato una trattativa da mesi come Roncadine lascia sicuramente i lavoratori oggi scoperti anche il rischio di una risoluzione del rapporto di lavoro, perché è terminato il periodo sostanzialmente scudato, definiamolo così, in cui i creditori di Tirso non potevano avanzare insinuazioni rispetto ai crediti, e oggi vi è il rischio tangibile che se non ci sono alternative ad una continuità produttiva con nuovi soggetti o diverse formulazioni diciamo di altra natura, che quei lavoratori entrino in uno stato di disoccupazione. C'è la possibilità che qualcuno si inserisca all'orizzonte oppure è proprio un'incognita totale? Allora è un'incognita totale perché in questi mesi sostanzialmente l'avvertenza
è andata avanti sostanzialmente su una risoluzione della crisi che vedeva quale soggetto titolato Roncadin. Perché in qualche maniera legarsi mani e piedi ad un solo soggetto se gli incentivi fiscali sono così importanti? Cioè la crisi Tirso, a mio avviso, si inserisce rispetto ad un tessuto, ad un popolamento del tessuto industriale e manifatturiero di una serie di crisi che ormai noi da anni abbiamo sotto gli occhi e che sostanzialmente rendono più povero il nostro territorio e a nostro avviso poco attraente rispetto a nuovi investimenti. Cioè voi dite perché Trieste manca di attrattività? Beh, direi di sì, perché? Perché se ci sono incentivi fiscali rilevanti come quelli messi in regione, ci aspetteremmo che non ci fosse solo la Roncadin. Torniamo a leggere il giornale, vediamo che si parla dell'edificio ostaggio in via Udine che si sblocca con nuovi proprietari. Il cantiere al Civico 67, fermo da un anno, ha innalzato la struttura di 7 piani. Presto il riavvio dei lavori, unito alla palazzina accanto, ospiterà 16 abitazioni. Qui vediamo questo sviluppo in altezza di questo cantiere un po' insomma, datato. Ancora avanti, in ospedale il giorno delle nozze, matrimonio celebrato in corsia. A Catinara il personale di nefrologia ha organizzato la cerimonia. Quindi Mario e Francesca, questa è la coppia, insomma nomi di fantasia, che aveva fissato il matrimonio ieri mattina alle 11 in municipio, ma la scorsa settimana lui è stato ricoverato e le sue condizioni non gli consentivano di lasciare l'ospedale, allora non hanno annullato, insomma hanno chiesto di poter celebrare il matrimonio comunque all'interno del reparto di nefrologia. Cassa rubata nella sala slot, donna arrestata per rapina. Via Giulia, il raid messo a segno a mezzogiorno da una coppia a volto scoperto, strattoni al titolare per tentare la fuga. Lei finisce in carcere, ricercato il complice. Le indagini e la denuncia ai carabinieri. È la seconda rapina in meno di un giorno, sempre in via Giulia. Allora rivediamo il servizio di Gianluca Paladin. Ancora una rapina a Trieste, ancora in via Giulia, alla luce del sole, nemmeno 24 ore dopo quella avvenuta all'omonimo centro commerciale. Stavolta a farne le spese è stata la sala slot NetWin, che già in passato era stata vittima di episodi simili. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Un uomo e una donna a volto scoperto sono entrati nel locale andando dritti verso la cassa. In velocità hanno afferrato quanti più contanti potevano, circa 1.000 euro. Ma mentre i due tentavano la fuga, il titolare della sala slot si è frapposto fra i malviventi e l'uscita del locale. Nel frattempo erano già stati allertati i carabinieri. L'uomo è riuscito a divincolarsi e fuggire con il bottino, mentre la donna è stata trattenuta all'interno dell'esercizio dal gestore, che ha potuto così consegnarla ai militari dell'Arma. La malintenzionata è stata quindi arrestata per rapina impropria. Il complice è già stato identificato, così come la donna fermata. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono sulle sue tracce. La zona è coperta dalle telecamere, le immagini di videosorveglianza serviranno per appurare le esatte dinamiche dei fatti. Ad ogni modo non c'è pace per i negozianti triestini. Fra furti con spaccate e rapine la situazione per chi lavora ogni giorno sul territorio è diventata insostenibile. Allora vediamo anche sempre sul piccolo l'incidente dell'altro ieri sera, schianto all'incrocio Carducci Ginnastica, motociclista ferito, un semaforo rosso non rispettato. Questo è successo domenica sera, qui vediamo la foto. Legionella nell'impianto idrico, Campus X chiude l'area hotel. Stop all'acqua, lo studentato resta aperto con una serie di cautele, sintomi lievi per 2 persone, quindi nell'impianto idrico del Campus X è stata rilevata la presenza del batterio della Legionella. I controlli sono scattati dopo che a fine maggio 2 persone, ospiti della parte alberghiera della struttura e non dello studentato, hanno manifestato, come conferma anche Asugi, dei lievi sintomi dell'infezione. Dalle analisi è stato riscontrato che avevano appunto contratto la legionellosi. Asugi, tracciando i posti dove avevano soggiornato nei giorni precedenti, ha avviato dei campionamenti nella struttura di via del Bonomo, alle spalle del Giulia, rilevando valori non idonei all'utilizzo dell'impianto idrico per la presenza di batteri di Legionella.
come indicato con trasparenza da Campus X Trieste, che gestisce la struttura Asugi. Per precauzione, per effettuare ulteriori indagini, a quel punto è disposto la temporanea sospensione dell'erogazione dell'acqua nella struttura. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, a Teresa Bucarelli, a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora qual è la situazione di questa mattina e ci sono segnalazioni? Allora, la situazione al momento è tranquilla, la notte è trascorsa con interventi di routine, controllo del territorio, nulla di particolare da segnalare, il vento in atto, anche se abbastanza impetuoso, al momento non ha creato particolari disagi, almeno non ha avuto richieste per interventi inerenti a questa problematica. Attualmente non abbiamo interventi in atto, le pattuglie, quelle notturne, hanno ultimato e le pattuglie della mattina stanno iniziando e prendendo, diciamo, possesso del territorio. Attualmente il traffico è scorrevole, stretta viaria, non ho segnalazioni di intralci, il traffico è scarso, andrà via aumentando, ma non possiamo prevedere cose particolari al momento. Per quanto riguarda le manifestazioni, ho solo una che riguarda un presidio per i lavoratori del Tirso. Questo presidio verrà tra le 10 e le 13 in corso Cavour 2, visto la presenza della ristrettezza del marciapiede potrebbe essere anche trasbordare sulla carreggiata. Saremo sul posto per naturalmente monitorare la situazione, eventualmente per qualche piccola deviazione, speriamo di no. Questo per quanto riguarda le manifestazioni. Per i lavori, come sempre inizio settimana, ci sono parecchie ordinanze per divieti temporanei, quindi fare attenzione dove si lascia le macchine e la presenza di questi divieti temporanei. Non sto a citare tutte le vie che coperte d'ordinanza, ricordo solo due particolari che è entrata in vigore l'ordinanza per i residenti di Barcola, l'ordinanza estiva che andrà avanti fino a settembre, quindi fare attenzione al controviale di Barcola, siamo in viale Miramare tra Civico 229 e 267/1, c'è un divieto di accesso e una sosta riservata solo con contrassegno, stessa cosa in piazzale 11 settembre, siamo al lato giardino di via Cris, c'è un divieto di accesso e i posti sono riservati naturalmente ai residenti con contrassegno. Inoltre ricordo che venerdì 20 inizierà il Triskel nel boschetto del Ferdinandeo, il festival celtico, oltre che alle modifiche alla viabilità che naturalmente citeremo nei prossimi collegamenti verso quella data. Ricordo però che ci sono i divieti nel boschetto appunto del Ferdinandeo dove si posizioneranno i mezzi della manifestazione, è stato posto un divieto, quindi fare attenzione chi eventualmente parcheggia lì la macchina ai divieti che vengono posti e che entreranno in vigore appunto venerdì 20 giugno. Ultima cosa, ricordo ancora che è sempre in atto i lavori di segnaletica come in estate, sia diurna ma soprattutto notturna, stanno operando le ditte nel rione di Roiano, quindi fare attenzione dove si lascia la macchina in orario notturno e alla presenza del cantiere degli operai che fanno questo lavoro di ridipingere la segnaletica orizzontale. Altre cose da rifare al momento non ho, se non ci sono domande restituirei la linea. No, grazie delle informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei, una buona giornata a tutti i telespettatori. Grazie, buona giornata. L'ispettore Schillani ha parlato anche del Triskel che inizierà il 20 giugno nel boschetto del Ferdinandeo. Ieri c'è stata la presentazione della nuova edizione, che è l'edizione del 25ennale. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Triskel raggiunge i 25 anni d'età, l'anno della maturazione, vuol dire che ha retto l'urto dell'adolescenza, della giovinezza. Siamo qui a presentare un evento che è un evento internazionale, indubbiamente è una musica che piace, è una musica che attrae. Triskel compie 25 anni. Il Festival di Musica e Cultura Celtica torna dal 20 al 29 giugno al Boschetto del Ferdinandeo. 10 giorni immersivi nelle tradizioni e usanze degli antichi Celti a contatto con la natura, con la possibilità di partecipare a tanti laboratori creativi, incontri e anche tante attività dedicate ai bambini. Tra le novità la rassegna Triskel itinerante che prevede 9 tappe da Muggia a Gorizia. Mi auguro che ci sia poi il 27esimo, andranno avanti perché l'apporto internazionale è elevato, è uno certamente degli eventi di maggiore portata internazionale che si fanno qua a Trieste.
La 25esima edizione, ha spiegato Elisabetta Sulli, presidente dell'associazione che organizza la manifestazione, vedrà la partecipazione di band internazionali e grandi nomi del panorama italiano, dagli olandesi Solar Cycles ai locali Wooden Legs, dai Folkestone ai Toulouse. Tornano in vigore anche le ordinanze dell'anno scorso, pensate per limitare il disturbo ai residenti. Qui però dobbiamo affrontare un tema che non è solo artistico, è un tema di quello che sono gli apporti al flusso turistico di tutta una serie di eventi che il Comune appoggia ma che fanno poi i privati, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo mediare tra quello che è un'esigenza anche degli abitanti della zona, perché indubbiamente abbiamo avuto delle segnalazioni perché non si eccedesse. In questo caso è un evento internazionale per cui abbiamo dato delle deroghe. L'ha deciso la Giunta perché così è previsto dal regolamento, e quindi credo che arrivare a farli suonare fino a mezzanotte sia una giusta considerazione di quello che è l'apporto artistico e di quello che deve essere anche il rispetto per la gente. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta con la nostra rassegna stampa del mattino. Andiamo a vedere i giornali anche nazionali con la situazione internazionale, con il Corriere della Sera in particolare. Missili sulla TV degli Ayatollah, Netanyahu, vittoria vicina. Questo ha detto appunto Netanyahu. Sirene, spiagge, ansia, Tel Aviv la resiliente sopravvive sfidando. La città elabora lo shock, noi non siamo ventre molle. L'aeroporto chiuso, i grattacieli sventrati, gli sfollati ospitati in un'area che di solito la gente lascia per gli affitti troppo alti. La normalità disfunzionale si spegne la sera nelle strade svuotate. Distruzione e infiltrazioni stanno mettendo in ginocchio la dittatura, i capi terrorizzati dal sospetto che gli uomini dei servizi israeliani mangino al loro stesso tavolo. Khamenei, i suoi vice e le famiglie, voci di un corridoio verso Mosca, gli Ayatollah chiusi nel bunker da Teheran, video di fughe dai centri di detenzione. Ancora sempre sul tema, scatta la caccia al traditore, impiccato un detenuto, era una spia del Mossad. Il gioco della Russia, aiuteremo gli USA e loro ci daranno via libera in Ucraina, questo ha detto Putin, il Cremlino tace ma la cerchia pro Putin prevede un baratto. Ancora sempre il Corriere della Sera, de-escalation e Putin, Trump spacca il G7, Iran pronto all'intesa ma il presidente USA avverte tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran. Ci spostiamo nuovamente sul piccolo, sempre su questi temi, la guida suprema al riparo in un bunker, gli esponenti del regime pronti alla fuga. Trattativa per il rilascio di alcuni salvacondotti, il leader della Repubblica Islamica penserebbe a riparare in Russia. Teheran piange le sue vittime ma tutti uniti contro il nemico, questo è il reportage. Poi Trump spacca subito il G7 sull'Iran e Putin doveva restare, dice. Il leader USA non firma per la de-escalation del conflitto e boccia la decisione di cacciare la Russia dal summit. L'Unione punta a un accordo sul tavolo, ipotesi dazi al 10%, l'incontro con von der Leyen. L'Israele non si fermerà, ONU e Unione Europea non contano. Cacciari dice ciò che sta succedendo è inaudito, un'escalation concordata con gli Stati Uniti. Questa è la lettura di Cacciari. Piano di riarmo europeo, anche il PD in piazza, non dimenticare Gaza. Fermare i raid sulla striscia, Meloni cerca il fronte comune, l'iniziativa della Premier, qui vediamo il suo arrivo al G7 in Canada. Le crisi internazionali, io biologa ad Haifa tra corse nel bunker e notti insonni, situazione surreale, dice Chiara Conti, goriziana, classe 96, si trova in Israele sotto i razzi dell'Iran, tra sirene e esplosioni non vale il motto, non capiterà proprio a me. Lavorano solo i sanitari e commessi nei supermercati, ma c'è chi fa surf.
quindi una voce insomma di chi sta vivendo in prima persona questa situazione. Ancora vediamo invece la Serbia, aumentano gli euroscettici, il 52% dei cittadini per il no all'Unione Europea. Report di Leighton Research e Istituto di Studi Europei, pesano anche le pressioni sul tema Kosovo. Lavoro aggiuntivo dei medici, stretta del Ministero croato, i vincoli ai dipendenti pubblici nel privato. Filo Ustascia in concerto, agenti da tutta la Croazia. Zagabria il 5 luglio, Perkovic Thompson. Vediamo la regione, corridoio IMEC, Roma indica Trieste, a novembre in città l'evento di lancio. Via del Cotone, vertice alla Farnesina, il Porto Giuliano in gioco con Marsiglia e Pireo. Amirante, l'assessore dice occasione per l'intera regione, un tema di cui ci occuperemo sicuramente anche noi. Trieste è ufficialmente il porto italiano candidato a essere il hub del corridoio IMEC, la cosiddetta via del Cotone, cioè quel corridoio commerciale che si vuole costruire per collegare l'India al Mediterraneo e poi alle Americhe. Ci sarà inoltre un grande forum a Trieste in autunno, probabilmente a novembre, per lanciare la candidatura della città. Ci spostiamo nuovamente, andiamo su il sito di Trieste Prima per questa notizia che abbiamo dato anche noi ieri. Il terrorista islamico espulso dall'Italia aveva presentato domanda di protezione a Trieste. Si tratta di un trentenne di nazionalità tagika arrestato dalla Digos a Bologna l'11 aprile scorso. Dopo la scarcerazione l'uomo aveva presentato domanda di protezione a Trieste, richiesta che era stata rigettata. Trattenuto presso il CPR di Gradisca, Roberti ha dichiarato, l'assessore alla sicurezza, questo episodio dimostra come centri di permanenza per il rimpatrio siano utili, insomma, per garantire la sicurezza nazionale. Lo ha detto anche ai nostri microfoni, allora risentiamolo insieme. Tutto questo va ricordato, questa persona aveva presentato domanda d'asilo politico proprio a Trieste, nella commissione di Trieste, e quindi un risultato importante è il fatto di averlo potuto rimpatriare. Il trentenne del Tagikistan, rimpatriato dal Viminale perché affiliato all'ISIS, aveva fatto richiesta di protezione internazionale a Trieste. Era stato arrestato a Bologna lo scorso 11 aprile con la pesante accusa di appartenere a una cellula terroristica. Poi, respinta la sua domanda di protezione per manifesta infondatezza, l'uomo era stato rinchiuso al CPR di Gradisca perché considerato pericoloso per la sicurezza nazionale. Il caso del terrorista islamico espulso dal CPR di Gradisca ancora una volta dimostra due cose. Innanzitutto che dobbiamo stare molto ma molto attenti a coloro i quali arrivano dalla rotta balcanica, dai vari flussi migratori, dal canale di Sicilia, e che il governo italiano ha fatto bene a sospendere Schengen, a continuare con la sospensione di Schengen, ma dimostra anche l'utilità dei CPR, dei centri che puntualmente finiscono nell'occhio del ciclone sotto le critiche di una certa parte politica, sotto le critiche della sinistra, ma che in realtà si rivelano degli strumenti importantissimi per garantire da una parte di poter espellere in tempi celeri i clandestini sul territorio nazionale, dall'altra parte anche su casi limite come questo caso, di poter agire celermente garantendo la sicurezza nazionale. Allora, queste le parole appunto dell'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Vediamo ancora, proprio restando in regione, nelle pagine regionali del Piccolo, la manovra estiva da 703 milioni, voto finale in aula il 24 luglio, dai 62 per la tangenziale sud di Udine ai 12,8 contro il rischio idrogeologico. L'assessore Zilli dice visione di prospettiva, il totale aumenterà durante i lavori. Primo passaggio al Consiglio delle Autonomie per questo documento di bilancio. 6 milioni per incentivare le lauree in infermieristica, l'incontro tra Riccardi e i presidenti di ordini e conferenza nazionale. Will e Nursind, sanitari stremati nell'Isontino, stato d'agitazione. Ancora appello per la salute mentale, esperti al confronto organizzato dal Partito Democratico a Trieste, va ritrovata una direzione. C'era una volta un'idea
rivoluzionaria, quella triestina nata dalla legge 180 da Franco Basaglia: curare senza chiudere, ascoltare senza giudicare, includere invece che isolare, ricorda Peppe Dell'Acqua, per anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Al convegno La salute mentale in Friuli Venezia Giulia, il rilancio necessario, tenutosi ieri al Teatrino Basaglia, proprio nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Università, la prima cattedra su rischi climatici e finanziari, sempre a Trieste, convenzione fra Ateneo Giuliano, Generali e Mode Finance per formare specialisti nell'analisi di connessioni e scenari. Verranno finanziati un corso all'interno del piano per la laurea magistrale in fisica e una borsa di dottorato. Debutta a Villa Russiz la comunità energetica di Confcommercio, l'iniziativa dell'associazione di categoria giuliana è una prima in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo della riduzione dei costi per ospitalità, ristorazione e servizi. L'installazione, qui vediamo, di un sistema di pannelli fotovoltaici in una foto d'archivio. Maltempo nel Bellunese, in Cadore si abbatte una frana da record, colpite 24 case, interrotta l'Alemagna. Il violento temporale di domenica ha messo in moto 50.000 metri cubi di detriti, investita la frazione di Cancia, nessun ferito. Qui vediamo appunto le immagini impressionanti di questa ondata di maltempo. Il giallo di Villa Pamphili, la svolta, il killer ha dato un nome falso. Si chiama Francis Kaufman e non Rexelford, l'uomo fermato in Grecia. Resta ancora ignota l'identità della donna morta. L'indagine insieme all'FBI. L'audio inviato a un amico italiano: mia moglie mi ha lasciato, è con l'ex. Quindi un documento del tutto valido, rilasciato nel 19 ma con un nome falso, un passaporto con cui Francis Kaufman, questo è il vero nome dell'uomo che ha ucciso una bimba di pochi mesi a Roma, ha girato indisturbato per anni. Malta, Russia, Italia e Grecia le sue ultime mete. Il giallo di Villa Pamphili si arricchisce di un nuovo tassello. L'uomo fermato in Grecia sull'isola di Skiathos non è appunto Rexelford. Il lavoro della procura in collaborazione con l'FBI ha portato una nuova svolta nella vicenda. Il 46enne aveva un documento rilasciato dalle autorità americane 6 anni fa con un nominativo falso. Per un testimone, Oscar, il mariachi musicista messicano che l'ha conosciuta a Malta, lei era un genio dell'informatica, una sorta di hacker un Robin Hood della rete. Nemmeno Rexel sapeva bene cosa facesse. Cosa facevano quindi per vivere i due? Possono essere esclusi eventuali legami con apparati di sicurezza? Lui si presentava come regista e produttore cinematografico, insomma una storia dai contorni ancora molto incerti. La pagina dell'economia: Finest finanzia la crescita di Samer in Turchia. Trieste, hub strategico. La finanziaria annuncia l'ingresso come socio di minoranza nella controllata turca del gruppo e investe €1 milione in 5 anni per supportarne il piano di espansione internazionale. Tornando al piccolo di Trieste, Museo Ferroviario, iniziato il montaggio della maxistruttura in acciaio più vetro, l'abbiamo visto in prima pagina, poi ne abbiamo parlato domenica. La portaerei Cavour al bacino San Marco per lavori di carenaggio all'Arsenale fino a ottobre. E qui c'è quella che era la foto di prima pagina, dalle Synchronet onde d'urto, un messaggio contro i pregiudizi, grinta, ironia e entusiasmo. La squadra ha un'età media di 58 anni, mettersi in costume per tanti non è facile, noi lo facciamo con gioia. Le differenze d'età, di peso e di forma fisica in acqua si annullano, siamo tutte uguali, dicono le Synchronet onde d'urto. L'idea di creare un gruppo master è nata nel 2018, abbiamo energia da vendere. E qui vediamo bronzo alle nazionali 2023, a luglio la gara a Riccione, mirano a un'altra medaglia. L'invasione di ungulati nelle aree urbane, contenimento dei cinghiali, Muggia divisa sui metodi. Gli avvistamenti sul territorio comunale sono sempre più numerosi e frequenti. Dagli
ambientalisti critiche agli abbattimenti di capi effettuati dalla forestale. Ancora a Muggia, danni da esondazioni, nessun ristoro da parte della regione. Il maltempo di settembre, in realtà non a Muggia ma a San Dorligo della Valle. Qui vediamo il sopralluogo dell'assessore Riccardi dopo il maltempo appunto del settembre scorso. Dal 23 giugno al 12 settembre la manifestazione enogastronomica, le notti del vino crescono, sconfinano e salgono in barca. Andiamo a vedere ancora le pagine dello sport molto rapidamente. Ecco qui l'Unione fa ricorso, presentata l'istanza alla Corte federale d'appello per ridurre la penalizzazione. L'obiettivo difficile è recuperare 2 punti. Il mercato allenatori in stallo, Donati a un passo dal Vicenza, ci informa il Piccolo. E poi ancora invece per quanto riguarda il basket di Serie A, la porta d'Europa, domani l'iscrizione alla Champions, poi l'attesa per la FIBA che indicherà se Trieste dovrà fare i preliminari o avrà il pass. Ce ne siamo occupati anche noi ieri in un servizio di Marco Stabile che appunto ha parlato della questione del basket. Rivediamolo insieme. Che la Pallacanestro Trieste parteciperà alla prossima Basketball Champions League ormai è praticamente certo. Resta da capire se lo farà direttamente fra le 28 della fase finale oppure se dovrà passare per il play-in. Questo è il termine con cui si identifica la fase eliminatoria, che scatterà in precedenza, cioè già da settembre. Un dettaglio non da poco, perché quest'ultima ipotesi significherebbe avere una squadra già a buon punto di forma nel mese precedente all'avvio del campionato di A1, ufficialità che arriverà entro mercoledì 18 giugno e determinerà di conseguenza anche un'eventuale accelerazione sul fronte del mercato da parte del GM Mike Arcieri, che dopo aver già rinnovato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Uthoff deve trovare la quadra sul fronte italiani e soprattutto chiarire quali saranno i 2 elementi di spicco per il numero 3 e il 5. Sul centro appare ormai evidente come la società sia pronta a investire una somma importante per fare il salto di qualità fisico e muscolare, ma c'è anche da capire cosa si sceglierà di fare sul perimetro per garantire più continuità di rendimento rispetto a Denzel Valentine, al quale però, seppur con la sua estemporaneità, va dato il grande merito di essere stato decisivo in diverse vittorie sulla carta insperate, vedi Milano e Virtus su tutte. E a proposito di Bologna, non dimentichiamo che con la possibile vincitrice dello scudetto sul 2-0 dopo le prime 2 partite casalinghe della finale contro Brescia, Trieste in regular season ha vinto in entrambe le occasioni. Dettagli? Certamente, ma occhio, alzare ulteriormente l'asticella dei risultati non sarà facile, specie con un budget di qualità ma complessivamente non faraonico. Torniamo a leggere il giornale, andiamo nelle pagine di Gorizia del Piccolo per vedere appunto i maxi rincari sul canone unico che abbiamo già visto in prima pagina. In furia la protesta fra gli ambulanti, arrivate tariffe fino a 700 euro per l'occupazione del suolo pubblico, sotto accusa anche ritardi nel trasloco alla Casa Rossa. Polemiche sul park di via Manzoni, doveva essere finito l'8 febbraio, il centrodestra garantisce solo in extremis il numero legale in consiglio. C'è caos quindi anche nel Consiglio Comunale di Gorizia. Incendio all'ex ospedale civile, mobili e immondizie in fiamme, l'allarme lanciato da Schempeter Vertoiba, il rogo è scoppiato in una delle palazzine verso via Toscolano, fuoco anche in un capanno di via del Carso, è successo ieri a Gorizia. Il patto Asugi-AIL rafforza la rete delle cure palliative, l'associazione ha stanziato 375.000 euro per un progetto triennale. Saltiamo la pagina appunto del Nord-Est Sport e andiamo a Monfalcone, eccolo qui, corsa contro il tempo per riuscire a coprire gli ultimi posti vacanti nei mercati rionali, da assegnare stalli a Panzano, Piazza Cavour e Cimitero. Zorzeron, puntiamo a dare impulso a 3 aree strategiche. Poi ancora Caligaris, una scelta corretta votata anche dal centro-sinistra, la soddisfazione di Bullian per la presidenza dell'ambito sociale, non c'è
c'è stato il muro contro muro e un incarico funzionale, quindi loda questa nomina. Morto per l'amianto a Panzano, Fincantieri risarcirà 1,5 milioni. L'uomo aveva lavorato per 5 anni all'Italcantieri come carpentiere, il decesso all'età di 76 anni. Nessun dubbio sul mesotelioma sorto nel periodo trascorso a bordo delle navi. Ancora muretti a sponda, alberi e isole con sedie e tavolini per ridare smalto al canale appunto il canale dei Dottori a Monfalcone. Ronchi dei Legionari al Festival del giornalismo di Ronchi, quasi 10.000 presenze in 6 giorni. Chiusa l'11ª edizione, toccante la serata conclusiva con il premio al cronista palestinese Samir al-Karuti. Andiamo nuovamente sul piccolo di Trieste, qui vediamo ancora la cabinovia fino a Montegrisa, Rossi, solo così diventa utile l'avvio nuovamente, lo ricordo, del dibattito in aula quest'oggi a partire dalle 9, ma andiamo appunto invece sul sito di Trieste prima per questa notizia: una medusa asiatica a 300 metri sottoterra, il Timavo regala l'ignoto, la scoperta è eccezionale. Ce ne siamo occupati anche noi con un servizio, allora rivediamolo insieme. Una medusa asiatica nelle acque del Timavo. L'eccezionale scoperta è frutto della collaborazione tra l'Università di Trieste, la Società Adriatica di Speleologia e il Museo di Storia Naturale. Durante le analisi e i campionamenti effettuati all'interno della grotta Luftloch, cui si riferiscono le immagini, sono state rinvenute tracce del DNA della Craspedacusta soverbi, una specie aliena non autoctona originaria della Cina, spiega la dottoressa Chiara Manfrin, ricercatrice che ha condotto lo studio, innocua per l'uomo, ma i cui effetti sugli ecosistemi carsici stanno venendo studiati. Il progetto, che ha portato alla rilevante scoperta scientifica, è finalizzato, scrive la Società Adriatica di Speleologia, al monitoraggio della biodiversità negli ambienti ipogei attraverso l'utilizzo del DNA ambientale, una tecnica innovativa che consente di rilevare tracce genetiche lasciate dagli organismi nel loro habitat, rendendo possibile l'identificazione anche di specie non facilmente osservabili. Un metodo che, filtrando l'acqua, consente di rilevare tracce genetiche lasciate dagli organismi nell'ambiente circostante, permettendo così l'individuazione di specie anche difficilmente osservabili direttamente. A raccogliere i campioni d'acqua nella grotta Luftloch erano stati il presidente della Società Adriatica di Speleologia, Marco Restaino, e Raffaele Bruschi, gli stessi deputati anche alla raccolta del muco di un altro abitante storico del Timavo, il proteo, il bianco anfibio cieco, che, anche qui altra possibile scoperta anticipata a Tele4, potrebbe essere in realtà di specie diverse a seconda dell'areale geografico di riferimento. Allora, torniamo a leggere i giornali, ancora sul Corriere della Sera per la situazione della politica italiana. Si è parlato molto nei giorni scorsi di terzo mandato, ne parla anche oggi il Corriere. Terzo mandato, Salvini, possiamo vedere la pagina del giornale, Salvini punge Forza Italia, chi cita Hitler e Mussolini sbaglia. Il segretario della Lega insiste, ma gli azzurri dicono altre le urgenze da mettere sul tavolo. Questo è il dibattito che prosegue. Se i conflitti vengono usati per screditare l'Europa, è il commento di Massimo Franco, e poi anche il PD senza Schlein alla piazza anti-riarmo, i malumori dei riformisti al corteo 5 Stelle AVS, ma per le regionali l'unità è a ostacoli. Per quanto riguarda il campo largo, ancora sempre sul Corriere della Sera, gli esteri, Minnesota, un drone scova il killer, nella sua auto una lista di obiettivi, l'uomo accusato del delitto della deputata Dem è un ex predicatore anti-aborto e anti-LGBTQ. Questa è la vicenda. Vance Luther Bölter a Minneapolis ha prima sparato ferendoli al senatore Dem John Hoffman e alla moglie Yvette. Poi ha ucciso la deputata Melissa Hortman, leader democratica nel Parlamento del Minnesota, e il marito Mark.
Villa Pamphili, le bugie e i soldi per i film, il produttore, vennero tutti e tre da me, la vera identità dell'americano, la riunione prima del dramma, era stato raccomandato, insomma con le false identità ha ingannato produttori cinematografici di mezzo mondo, Rex Alford è solo un alias, un nome fasullo, l'americano accusato di aver ucciso la bambina di 8 mesi trovata a Villa Pamphili e di aver occultato il corpo della madre. Si chiama in realtà Francis Kaufman, dal 19 girava con un passaporto vero ma con un finto nome, come emerso dalla collaborazione della Procura di Roma con l'FBI. Il 46enne, ora detenuto nel carcere di Volos in Grecia, si è opposto all'estradizione in Italia e sarà la Corte d'Appello di Larissa a decidere sulla sua eventuale consegna. Questa la vicenda. Ian Francis, direttore di una società inglese di investimenti in campo cinematografico, lo aveva pure raccomandato a una nota azienda di consulenza della capitale. Ancora sempre sul Corriere della Sera, ubriaco con la bambina la appoggiò sullo scooter, così si è disfatto dei corpi. Nelle carte le ultime ore a Roma, giallo sul passaporto, poteva essere fermato. Qui vediamo l'immagine, Francis Kaufman e la donna trovata morta dopo la lite scoppiata tra i due a Campo dei Fiori. Lui, cadendo, aveva sbattuto la testa. L'immagine è stata scattata il 20 maggio da un ristoratore e inviata a chi l'ha visto. Ancora avanti, sempre sul Corriere della Sera, lite con Depardieu, ora è indagato anche Barillari, spero in un accordo. Roma, il re dei paparazzi e lo scatto senza permesso. E poi l'amico del 16enne morto annegato dai turisti salvati, nemmeno un grazie. Ferrara, rabbia e dolore, era la prima volta in pedalò. Alcuni fatti appunto di cronaca di questi giorni. Il basket sotto shock, Polonara ricoverato per una leucemia. Vincete per me. Bologna, il giocatore della Virtus e la finale scudetto. Questa è la storia appunto del giocatore di pallacanestro. Arriva proprio nel mezzo della finale scudetto la tremenda notizia che ha sconvolto la pallacanestro italiana da Achille Polonara, ala di 33 anni della Virtus Bologna, impegnata proprio in questo periodo nell'ultimo atto del campionato contro la Leonessa Brescia, è stata diagnosticata una leucemia mieloide. Questo dice anche una nota del club. Il giocatore ora ricoverato all'ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato le terapie specifiche. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Ci rivediamo subito dopo in compagnia della nostra prima ospite, Barbara Odorico, vicepresidente della 6ª circoscrizione di Forza Italia. A fra poco. Bentornati in diretta, allora diamo subito il buongiorno a Barbara Odorico. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui, vicepresidente della 6ª circoscrizione, sì. Forza Italia, quindi qui per trattare soprattutto, immagino, temi legati proprio alla circoscrizione ampia. Le ricordiamo sempre che la 6ª San Giovanni, Chiadino, Rozzol, esatto, fino ai margini di Cattinara, vicino alla fiera, quindi insomma una zona molto grande, è vero, molto ampia, di cui fra l'altro faccio parte anch'io. Quindi volevo chiedere innanzitutto, proprio è di ieri e l'altro ieri, anche la notizia, le due notizie in realtà sono di ieri e l'altro ieri, di due rapine proprio in zona Via Giulia, no? Che sì, rientra proprio all'interno della 6ª circoscrizione. Anche se Via Giulia in realtà rientra nella terza. Sembra una cosa strano, incredibile, vero, però sì, è così, e sono i margini proprio della terza circoscrizione, che anche la terza è molto ampia e arriva proprio fino al Giulia. Diciamo che il Giulia fa parte della nostra circoscrizione, sì, però da lì in poi in realtà
via dei Bonomo in giù è terza circoscrizione, poi dall'altra parte invece abbiamo comunque la quinta, quindi è proprio una zona di incrocio, di passaggio delle circoscrizioni. Di incrocio, no? Però insomma ripropone naturalmente il tema della sicurezza che trattiamo molto spesso, no? Quindi le nostre trasmissioni, questi eventi che si ripetono, anche questo, no? Rapine in pieno giorno, una addirittura con modalità molto particolari, quella all'interno del Giulia, con i fumogeni. Mi ha molto stupito, mi ha molto preoccupato tutto questo, anche perché al di là come rappresentante politico ma anche come persona che frequenta quelle zone, perché comunque io abito in zona, quindi a parte che insomma la città è piccola, la frequentiamo un po' tutti, un po' dappertutto, però mi preoccupa soprattutto il fatto che queste cose avvengono di giorno, alla luce del sole, come si suol dire. La rapina tra l'altro di fronte alla sala slot è avvenuta a pochi metri anche dal comando della polizia locale, è vero, perché di fronte, insomma, più o meno di fronte, insomma, certo. Quindi effettivamente molto, molto vicina. È sempre da un attimo così capire se questi che delinquono sono effettivamente spinti da motivazioni di disperazione, oppure perché si rendono conto che tanto alla fine sono impuniti per i reati che commettono. Certo è che negli ultimi anni non siamo più l'isola felice che eravamo una volta. Anche perché le modalità rischiose, no? Così in caso di essere... Sì, poi anche al Giulia, durante a l'una mi sembra, l'una e mezza, insomma, quindi è stata, cioè, in pieno orario di pranzo, che anche magari può essere un momento di più calma quell'ora, certo, però lo stesso infatti. In un momento veramente dove uno non si aspetta un fatto del genere. Poi sì, la gioielleria, ma anche lì ci sono le guardie comunque di sicurezza, quindi veramente un modus completamente senza remore e senza paura delle conseguenze, mi viene da pensare. Infatti, e purtroppo sempre più spesso siamo di fronte a questo, e questo penso che la politica in sé deve farsi delle domande e dare soprattutto delle risposte ai cittadini con delle pene forse diverse, delle pene più certe, in modo che uno sa che se delinque va effettivamente a rischiare qualcosa, non che viene portato in caserma, gli viene detto sì, cosa hai fatto, e poi dopo un po' viene lasciato libero perché non ci sono posti nei carceri. Dopo lì apriamo dei temi ancora più complessi e lunghi da trattare, però effettivamente bisogna che, come dire, ci diamo una mossa. Infatti. Allora, sentiamo subito la telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno a loro signori, un bacino alle telespettatrici e un saluto ai triestini e ai friulani. Buongiorno. Oggi sono arrivato primo dal signor Visentin, che mi praticamente la precede sempre, è vero? mi perdonerà. Allora, alle 3 di notte, senza avere degustato la droga oppure ubriaco, ho sentito la replica del vostro stabile con la Avagardo. Avagardo e anche stamattina Roberti, assistenti assessori, cioè alla sicurezza, hanno tutti una giustificazione su tutto e su tutti, perché non si può qui, perché non si può là, perché è il governo, non è il governo. Ma se non facciamo le cose da noi, il governo non può arrivare dappertutto, solo giustificazioni. E per questo io dico, visto il raduno a Conegliano degli alpini, le prossime elezioni siano tutti alpini, quelli che dicono prima il noi e dopo io, prima le cose da fare e farle subito, non tergiversare come succede a Roberti e anche a Vagardo. Ma vi rendete conto che vi prendono in giro? Vi prendono in giro con
con queste giustificazioni. Beh, prima noi e dopo io, insomma, un bel motto, no? Quello, ci insegna, gli alpini ci insegnano assolutamente un modo su questo di... ha ragione Franco sì, da Udine. Sì. Grazie Franco, buona giornata. Non ricordava bene il nome, insomma, dell'assessore De Gavardo, no? sì, però insomma diceva bisogna agire per mantenere la sicurezza, non aspettare che arrivi dal governo. Diciamo che posso soltanto che appoggiare un fastidio che ha il telespettatore, anche perché effettivamente, insomma, nel corso del tempo adesso ci siamo resi conto dei problemi e quindi non riuscire a dare risposte immediate con tutti i tempi che ci vogliono per i cambi di regole, di leggi, eccetera. Adesso cominciamo un attimo ad avere i tempi stretti perché insomma siamo sicuramente al governo su vari fronti e quindi diciamo che certamente i cittadini vogliono avere dei risultati. La buona volontà c'è da parte delle persone che ci sono, poi insomma io parlo per me e poi per gli altri non posso rispondere, insomma. Credo che uno dei temi importanti e da non sottovalutare è anche l'abbassamento della minore età per quanto riguarda diciamo, il fatto di essere di non depenalizzare i minorenni, perché ormai siamo dinanzi a gruppi di ragazzini che tante volte vengono anche utilizzati, no? per scopi sbagliati e loro stessi si sentono impuniti, sia che siano italiani, che siano migranti, che siano qualsiasi nazionalità. Quando vogliono delinquere sanno bene le regole, sanno bene come muoversi e di conseguenza approfittano di questo, anche perché sicuramente quando ci si trova davanti a un minore anche l'adulto deve rapportarsi in un certo modo e quindi questo crea una situazione di ancora più pericolo, anche perché troppe volte i ragazzini non hanno neanche la sensibilità di rendersi conto di quello che fanno, come si è visto in tantissimi fatti di cronaca, e quindi io credo che questo sia un importante segnale da dare e portare avanti. Il perché non venga fatto, purtroppo non sono io a Roma, non so dare risposte. Ecco. Quindi sicuramente però il discorso della pena certa e il cambio della minore età per quanto riguarda i fatti potrebbe aiutare. Sì, secondo me il mio parere sì. Ecco, tornando a una situazione insomma, di cui avevamo parlato anche in passato, che è quella di Via dei Bonomo, no? Sì. Com'è la situazione in questo periodo? Perché so che c'erano state alcune segnalazioni, poi la situazione sembrava migliorata. Sembrava migliorata semplicemente perché d'inverno non ci sono, cioè ecco. Comunque d'inverno fa freddo e quindi la maggioranza di loro non ha modo di stare tutto il tempo all'aperto e godersi del caldo delle giornate. Invece insomma chiaramente appena c'è un inizio di bella stagione ritornano. Diciamo che tante volte non succede niente di grave, però mettendosi nei panni delle persone che abitano lì, che si ritrovano da anni e anni a combattere con questi gruppi di persone che tante volte sono moleste, tante volte sono rumorose, anzi spesso sono rumorose, sotto le finestre non è mai bello, anche perché lì ci sono delle attività anche importanti, per cui tanti si sono lamentati anche nella nostra circoscrizione. All'epoca, quando abbiamo fatto degli incontri aperti, ancora quando c'era il presidente Perini, abbiamo fatto in modo di anche cercare di collegare i residenti con gli uffici, con la SUGI e via dicendo, cercando di fare dei tavoli tecnici. Poi in realtà è tutto poi andato in nulla, a parte quel piccolo episodio che c'è stato di circa 6 mesi, per cui c'è stato così una gestione di un
pochissime ore, per cui c'era un operatore sociosanitario che faceva, diciamo, da collante, o che faceva un attimo di verifica, di controllo, di chiacchiera con queste persone, che poi appunto si è visto che non ha dato i frutti che si sperava, anche perché onestamente 2 ore alla settimana, 4 ore alla settimana non è che aiutano tanto, no? Però effettivamente è un problema grande che in quel caso diciamo che si può solo pensare di dividere un po' il gruppo, cioè spostare magari il CERT in più zone, cioè non completamente il CERT, ma fare 2-3 uffici CERT in modo che questi diciamo, frequentatori debbano comunque spostarsi in varie zone della città, e quindi forse non fanno più troppo gruppo, quando il gruppo, anche perché poi mi segnalano tra l'altro che ci sono anche tanti ragazzini, a proposito di minorenni, che si avvicinano, quindi questo diventa ancora più pericoloso, certo, perché non abbiamo soltanto le persone che frequentano, ma i ragazzini che magari sono un po' lasciati, abbandonati, trovano in questo qualcosa di stuzzicante, che purtroppo all'età dell'adolescenza sappiamo che può succedere. Può portare a problemi ben più gravi. Esatto, insomma, anche perché poi sappiamo che in quell'età un ragazzino può deviare molto velocemente su qualcosa di pericoloso. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno. Guardi, buongiorno. Come ha detto prima il signor Franco, per la presa in giro ai cittadini, noi qua nel territorio libero di Trieste siamo presi in giro dal 1954 e ne ha rubati. Visto che in una democrazia rappresentativa il politico è la voce del cittadino, viene eletto affinché le cose che lui ha proposto vengono fatte, e soprattutto se un cittadino fa una domanda, il politico per trasparenza è obbligato a rispondere, perché là non è una casta la politica è al servizio della gente. Io sono mesi, se non anni oramai, che chiedo per favore di leggermi il Trattato di Pace. Il Trattato di Pace è legge della Repubblica Italiana, nel Trattato di Pace ci sono gli allegati, ci sono gli articoli dove dicono che nasce il territorio libero di Trieste, poi ci sono anche i confini della Repubblica Italiana che è nata il 1° gennaio del 48. Siamo derubati con l'IVA. Fulvio, ma ha altri argomenti da sottoporci, perché insomma mi sembra sempre quello, sempre il solito. No? Dottoressa Bucarella, non è il fatto che è sempre quello. È sempre lo stesso. È sempre che gli politici non rispondono. Se non rispondono vuol dire che più di qualche volta ci sono state risposte, ci ricorda giustamente la nostra ospite. Non piacciono comunque, le risposte, ma ci sono evidentemente state. Ci sono state. Non piacciono, ma magari poi non sono quelle che il signor Fulvio sperava, probabilmente. Ma insomma, e non sono mesi, ma sono molto di più. E di più, infatti, assolutamente. Allora andiamo a vedere anche le mail, perché c'è una segnalazione da parte di Diego, che ci scrive: alle 7 di questa mattina, passeggiando tranquillamente in piazza Unità, alzo gli occhi al cielo e mi chiedo: è forse morto qualcuno di importante? La notizia non è ancora trapelata. La bandiera dell'Italia sulla facciata del municipio risulta infatti essere inequivocabilmente a mezz'asta. Misteri comunali, un po' come era accaduto tempo addietro con la misteriosa sparizione per alcuni giorni del vessillo con l'amata alabarda. Ci informeremo. Non mi risulta che sia successo qualcosa, forse labora, può essere insomma che questa mattina soffia, c'è stato un po' di impetuosa, vento, no? sì, infatti può darsi, non lo so, ci informiamo comunque, grazie Diego. In riferimento dunque, vediamo, Piero ci scrive: approfitto della presenza di un rappresentante di circoscrizione, anche se non di quella di cui tratto, per esprimere un disagio. Spesso ho inviato mail circa la sicurezza stradale riferita alla zona del canale navigabile, a parte un breve tratto le strade sono in condizioni di evidente degrado. Sono un autista di mezzi pesanti, inviterei chi di dovere a fare un giro sul mio camion in dette zone. Quando avranno la sensazione che le vertebre cervicali gli stiano per uscire dalle orecchie, capiranno di cosa parlo. È molto efficace questa immagine del signore che ci scrive, di Piero. Vogliamo impegnarci per risolvere la situazione, grazie della cortese attenzione. Grazie Piero della segnalazione. Sì, diciamo che non serve andare su un camion
camion per rendersene conto, basta usare una moto che è anche peggio. Anche quello, rispondo. È vero. Infatti. Perché soprattutto sul sellino dietro, sulla moto, si salta ancora di più. Ancora di più, lo so per esperienza personale, sì, immagino. Sì, ecco. sì. Però diciamo questo, che abbiamo anche altre volte insomma, parlato di questo argomento. Il problema delle strade e la sicurezza, intanto la velocità dei mezzi, ma che esula da quello che diceva l'ascoltatore. Chiaramente la situazione delle strade è oggettivamente difficile. Io qualche volta mi sono domandata anche di questo, perché in realtà gli interventi ci sono e sono anche piuttosto estesi, perché l'assessore Babuder fa tantissime diciamo, interventi di risistemazione sia completi della strada, ma anche magari delle piccole buche. Gli uffici sono molto molto attivi su questo, quindi non sono, mi rendo conto che tante volte gli mando delle segnalazioni e la cosa viene comunque svolta e fatta abbastanza rapidamente. Qualche volta mi domando se c'è un problema sottostante alla strada, ovvero bisogna capire se il tipo di asfalto che viene utilizzato non è adatto o crea dei cedimenti più forti, o nel momento stesso in cui sono state fatte le strade anzi i sottoservizi, nel momento stesso in cui si chiudono i sottoservizi, le buche create dalla sistemazione dei sottoservizi, come vengono chiuse queste buche, perché tante volte vedendo questi rattoppi, prima sono dei rattoppi molto a cunetta e pian pianino col tempo si affossano. Sì, quindi vero. Evidentemente che sotto non è stato chiuso la buca creata per intervenire sui sottoservizi in maniera adeguata, almeno è questo diciamo, il ragionamento che ci ho fatto io sotto. Quindi bisognerebbe forse intervenire anche sui lavori che vengono fatti, che poi creano varie buche, vari problemi. Via Giulia ad esempio c'è di fronte proprio ai vigili urbani c'è un rattoppo, perché c'è stato un intervento e c'è proprio l'asfalto che ha fatto il buco, e non è un rattoppo di tantissimo tempo fa, insomma l'intervento è abbastanza recente. Quindi per quello mi domando, probabilmente quando vengono fatti questi lavori vengono fatti abbastanza male. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono Maria Giovanna. Maria Giovanna, buongiorno a tutte e due, buongiorno. Io ho telefonato per quella che è la violenza, oramai non solo in questa città, ma purtroppo diciamo che è pandemica, tanto per usare un termine che si usava qualche anno fa. Perché, vede, tutto parte anche io osservo le persone che camminano per la strada e le persone che camminano, perché io faccio il pedone, le persone che camminano per la strada camminano con uno sguardo perso. E vedo che le acconciature maschili sono estremamente violente, rasate tipo Ultimo dei Moicani, sfumatura da Terzo Reich, cioè è tutta una serie di cose che portano ad una violenza, ad un disinteresse verso gli altri. Io ho partecipato altre volte, quando ho preso la linea, dicendo, e c'era anche la signora De Gavardo, mi scusi, dicendo il limite di velocità che determinate moto, l'inquinamento acustico che questo crea, ma da un semaforo all'altro di Corso Italia ad esempio, da Coin a Piazza Goldoni, cioè addirittura mi sono fermata un giorno, ex Andromeda tanto per dire, su quel marciapiede, e io avevo praticamente le vibrazioni di quel traffico sotto ai piedi. C'è tutto questo, è tutto violenza. Quindi chiaramente questi ragazzi vedono solo violenza intorno a sé, ma basta vedere la pubblicità è violenta.
Mi sono trovata un giorno sulla 20, venivo via da un concerto e non era mezzanotte, però c'erano questi ragazzini che sulla 20 usavano tutti i paletti per le persone in piedi e facevano ginnastica, quindi si alzavano e quindi usavano quei tramezzi per fare ginnastica tipo palestra per conto loro. Nessuno diceva niente. Io mi sono alzata per dire qualcosa e la persona che era con me mi ha detto sta zitta. Cioè, ora abbiamo paura. Quindi abbiamo paura anche di ragazzini, perché oramai tutti questi ragazzini sono, non dico a frotte, ma anche Piazza Perugino, io ci abito là vicino, ma Piazza Perugino, dopo che è stato fatto i posti macchina, cioè quel garage, i posti coperti, certo, è diventato un delirio, perché anche quelle cassette con le piante che comunque sono state messe, nessuno le cura. Ora il degrado è folle, perché anche dove viene messa una pianta, nessuno si prende la cura di guardare quella pianta. Ed è questo anche che parte tutto. L'incuria, insomma, in qualche modo, no? Lasciare diciamo che per quanto riguarda Piazza Perugino, ecco, infatti, so che c'è un intervento assolutamente in atto, sì, no? Perché proprio è una notizia di questi giorni, insomma, che verrà fatto un intervento proprio perché ci si rende conto che quella piazza va riqualificata e va un po' attenzionata anche per tutti i fatti di cronaca che tutti noi conosciamo. Certo. Il discorso sulle strade, la velocità purtroppo è un problema diffuso, è un problema che si vede dappertutto. Il limite in città dovrebbe essere 50 e se uno lo attua si sente strombazzare o mandare in quel paese perché non è abbastanza veloce nell'andare avanti, purtroppo. Le nostre strade sappiamo che sono così, cioè anzi, il discorso che faceva la signora sul fatto che le persone sono come degli zombie, questo succede anche quando guidano qualche volta, perché addirittura spesso e volentieri, nonostante la norma vieti l'utilizzo del cellulare durante la guida, più di qualche volta mi è capitato di vedere persone che guardano il cellulare mentre stanno guidando, ma non solo in città, anche in autostrada. E io questo trovo una cosa agghiacciante, perché basta un attimo e uno fa il disastro. La cosa che noi possiamo fare come amministratori è chiaramente quella di attenzionare le zone che possono essere più pericolose. Io spero che verrà, oltre a Via Giulia, che so che è nei programmi dell'assessore Babuder, quindi da sistemare gli attraversamenti pedonali in maniera che siano protetti, anche perché Via Giulia sappiamo che è diciamo da Piazza Volontari Giuliani fino in su, fino alla sede della sesta circoscrizione, è sicuramente una zona già in programma con dei progetti già in fase avanzata per quanto riguarda la sistemazione di quella strada. Io spero che questo vada avanti e spero che arrivi anche in Viale Sanzio, perché anche lì la situazione è fastidiosa, perché in quel tratto di strada di rettilineo, pur essendo una strada con tantissime immissioni e tantissimi attraversamenti pedonali, spesso e volentieri viene utilizzata come accelerazione e quindi vanno a correre come una pista, come succede nella zona di Via Cumano, via in varie aree. Adesso mi sfugge, oddio. La strada che da Via Cumano va su verso Via Rivoltella. Allora sì, adesso verrà anche ok, sì, perché adesso proprio c'è un vuoto totale. Comunque anche lì abbiamo la stessa cosa, cioè abbiamo un utilizzo delle strade per dimostrare che la macchina va su e va su di brutto, che figo che è, vado, che mi piace tanto, no? Ecco, questa è un po' l'impressione, non rendendosi conto che basta un attimo, un bambino attraversa, corre dietro la palla. In Viale Sanzio abbiamo il campo di calcio, quindi basta un attimo, arriva un pallone, quindi diciamo che gli attraversamenti pedonali protetti io sono
per l'utilizzo, perché comunque certo. ti obbligano ad avere una velocità via un po' Scomparini più... Via Scomparini, sì, grazie. Sì, no, infatti, assolutamente via Scomparini, esatto. Sì, via Scomparini. E quindi diciamo che ci sono tante le zone, ecco, queste sono le prime due che mi sono venute in mente, ma anche tutta la zona di via Revoltella, via Revoltelle su in alto verso via Marchesetti, certo, dove insomma sappiamo, no? Sono tutte zone che vengono utilizzate perché c'è scorrimento, allora vado, ma non funziona così, perché lì ci sono tantissime persone che abitano e quindi bisogna un attimo fare più attenzione. Chiarissimo. Un'altra zona così dove mi sono fermata per fare una verifica con dei residenti è anche via Damiano Chiesa. Via Damiano Chiesa, sì. Via Damiano Chiesa è una strada che dovrebbe essere utilizzata pochissimo solo dai residenti perché è stretta, ripidissima, fastidiosissima, perché è una strada veramente bruttina, e invece è utilizzata, se vi fermate a qualsiasi ora del giorno e della notte c'è un continuo via via di macchine, e lì il problema è anche soprattutto nella parte finale, diciamo dal ponte di ferro della ferrovia fino a via di strada per Basovizza, perché lì quel pezzo è veramente stretto, ma viene appunto perché viene molto utilizzato anche come strada di missione nella città, perché viene utilizzata tantissimo dalle persone che abitano al di sopra, sull'altipiano, per diciamo tagliare un po' il traffico e quindi mettersi in città tramite via Damiano Chiesa e poi via Giulia, via Battisti e poi arrivare in centro. Però questo comporta che i residenti nella zona si ritrovano ad avere un traffico costante in una strada di difficile gestione di un traffico elevato, dove i marciapiedi sono molto piccoli, dove i marciapiedi sono anche frequentati perché ci sono anche bambini che vanno a scuola, che si spostano, eccetera, ma tante volte si ritrovano a stare in mezzo alla strada causa le macchine posteggiate. Quindi diciamo quella è una zona che così sotto esame, perché le cose così non vanno, bisogna fare una modifica. Allora, intanto vedo il nostro Gianluca Paladini che si trova in un'altra strada della nostra città, se non mi sbaglio dovrebbe essere via Sette Fontane, ma non so se l'ho riconosciuta, se è quella giusta. Allora intanto gli diamo la linea. Buongiorno Gianluca, a te la linea. Ciao Laura, buongiorno anche alla tua ospite. Sì, esatto, siamo in via Sette Fontane perché avevo fatto una promessa a Dario, che è un nostro telespettatore, un telespettatore con mobilità ridotta, si muove in carrozzina, e diciamo che la segnalazione è sostanzialmente questa, la potete anche intuire, il marciapiede è molto sconnesso, qui in via Sette Fontane è tutto spaccato, ci sono buche ovunque, avvallamenti, insomma non solo per chi lo percorre con la carrozzina rischia appunto dei fastidiosi sobbalzi, ma anche per chi comunque si muove a piedi, soprattutto magari le persone anziane e appunto quelle con mobilità ridotta. E quindi la richiesta è quella di poter sistemare questo marciapiede che è anche stretto, però vabbè, questo lo sappiamo, è un po' la qualità di una città come Trieste, che ha vie e marciapiedi stretti, e qui praticamente per tutto il percorso il marciapiede è davvero in brutte condizioni, qui un po' meno, però insomma la zona iniziale che vi abbiamo mostrato la dice lunga. Poi invece arrivando qua abbiamo visto che c'è un'altra questione, quella delle ramaglie, gli alberi, i rami secchi abbattuti, perché evidentemente la bora aveva reso gli alberi pericolanti o addirittura li aveva fatti cadere, e ci dicono che insomma da una settimana la situazione è questa, ci sono i nastri dei vigili del fuoco, quindi questa deve essere, Laura, una di quelle volte in cui forse la settimana scorsa o quella precedente i pompieri erano intervenuti per arginare il problema. Sta di fatto che però tutti questi detriti ovviamente adesso al di là di precludere parte dei parcheggi, credo almeno 5-6, comunque sono anche un ostacolo ovviamente per chi si muove e ovviamente non può camminare in strada. Quindi insomma raccogliamo la segnalazione
di Dario, che è quella del marciapiede. Poi sono io che ho visto che effettivamente c'è anche la questione delle ramaglie, dei rami spezzati, quindi ecco, tra l'altro fra poco andremo in consiglio comunale, magari daremo la segnalazione a chi di dovere proprio per vedere se si può rispondere a questa problematica, soprattutto il marciapiede, perché qui insomma basta spostare i detriti, il marciapiede invece, come vedete dalle immagini, è molto sconnesso. È la situazione che vi raccontiamo da via Sette Fontane, parte alta, se così posso dire, siamo all'altezza dei civici 75-73, quindi insomma per capirci questa è la zona vicino alle poste. Sì. Bene Laura, questa è la segnalazione, noi ci sposteremo in consiglio comunale perché riprende il dibattito in aula sulla variante accesso nord della cabinovia, vedremo cosa succederà nella giornata di oggi. Probabilmente nulla, o forse sì, succederà qualcosa, vediamo, perché sappiamo che la situazione è un po' in stallo e parleremo con i consiglieri, vediamo cosa ci diranno, vediamo se c'è anche il sindaco di Trieste. Insomma, fra poco ci rivediamo in consiglio comunale, vi ricevo la linea. Grazie Gianluca, e fra l'altro grazie per la puntuale segnalazione. Fra l'altro ci diceva l'ospite che quel marciapiede è proprio fa parte della riqualificazione, ecco, perché in effetti tutta quella zona verrà riqualificata con la sistemazione della fiera, sia diciamo il confine via da Pordenone, che è dietro, la piccola rivetta a fondo cieco, che diventerà pedonale poi, che è già pedonale ma è così adesso messa malissimo. Più di tanto percorribile. Assolutamente, insomma, tutta quella zona lì di quel marciapiede viene rifatto attorno a tutto quello che è diciamo, la zona della fiera, ma non solo, perché comunque la riqualificazione... non mi sbaglio, deve essere anche allargato addirittura. Se non mi sbaglio. Sì, viene spostato, viene cambiato tantissimo, il progetto è molto interessante, l'abbiamo esaminato in circoscrizione perché comunque fa parte una parte della fiera fa parte della nostra circoscrizione, quindi ci è stato presentato dall'assessore Babuder e devo dire che è una riqualificazione molto importante che coinvolge comunque non solo la fiera ma anche le vie limitrofe, la parte bassa di via Rossetti, via Ippodromo, Piazzale De Gasperi, quindi insomma è veramente un rifacimento, una risistemazione molto bella che ridarà diciamo una nuova vita a quella zona che diciamo che con la fiera abbandonata da tantissimi anni è una zona un po' triste, insomma ne parlo con cognizione perché sono cresciuta in quella zona, quindi, ecco, anch'io, quindi ce l'ho un po' nel cuore, ecco, vero, quindi vederla così mi dispiace, e invece era tutt'altro aspetto, tempo fa, è vero, confermo, come confermo che anche la presenza delle ramaglie appunto sono lì da circa una settimana, quindi che c'è stata una bora simile a quella di oggi, in realtà forse un pochino più violenta, quindi era stato fatto proprio un intervento da parte dei vigili del fuoco, poi sono là, insomma prima o poi qualcuno le toglierà, speriamo. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia della consigliera circoscrizionale Barbara Odorico. Bentornati in diretta, eccoci nuovamente in diretta con voi, Sveglia Trieste, 8:41 del mattino, sempre in compagnia della vicepresidente della sesta circoscrizione, Barbara Odorico. Stavamo parlando di varie questioni di marciapiedi, strade, ci scrive anche la signora Susanna, dice buongiorno, volevo segnalare anche il marciapiedi di via Marco Polo dal Civico 22, quasi inesistente, una zona piccola ma non per questo da trascurare. Grazie per il lavoro che svolgete, grazie signora Susanna. A proposito delle segnalazioni, da un po' che non lo ricordo, ricordo a tutti che chi vuole segnalare ai consiglieri circoscrizionali diciamo delle problematiche, delle situazioni tipo marciapiedi o altre cose, può contattare il loro consigliere di riferimento nelle varie circoscrizioni. Nel mio caso con la mail potete inviarmi una mail a barbara.dorico@comune.trieste.it. Questo è un modo per avere un collegamento e per avere anche una risposta da parte
parte dei consiglieri, perché certamente voi fate la segnalazione a Tele4, a Sveglia Trieste, ci sta, però diciamo in questo caso riuscite magari ad avere un contatto diretto con me o chi per me. Ha fatto bene a ricordarlo. Sì, era da un po' che non lo... È vero, è meglio sempre ricordare appunto le modalità più idonee per fare una segnalazione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Saluto Barbara, saluto lei. Buongiorno. Sono un residente di via Damiano Chiesa. Allora, io ho già avuto la fortuna di parlare con Barbara perché ho seguito l'iter appunto di contattare i consiglieri e confermo che c'è un traffico importante nella zona e con una pericolosità importante soprattutto per i bambini. Ecco. Io insieme a tutti i residenti sposiamo l'idea di far sì che ci sia un traffico limitato, sarebbe una cosa soprattutto per la sicurezza e mettere ovviamente a posto quello che è proprio il manto stradale che in alcuni punti abbiamo osservato che è estremamente scivoloso quando c'è brutto tempo, causa anche una pendenza di oltre il 20% e anche molto dissestato in altri, con un doppio senso che è sempre più precario, visto che le autovetture che passano a volte non sono solo macchine ma camion che ahimè forse per superficialità non vedono che ci sono delle limitazioni di quantità di quintali, no? Che con Barbara avevo già sottolineato. Posso dire e sono contento che una volta che ho segnalato Barbara è stata prontissima, è venuta, ha assolutamente fatto le foto e attenta e quindi sono ottimista nel far sì che la situazione da Damiano Chiesa venga risanata prima e questo lo dico col senno di poi che succeda qualcosa di gravoso perché come detto abbiamo tanti bambini nella zona e bambini anche di 10-11 anni che sono sempre accompagnati, però capita a volte che magari camminando è normale che se non possono andare su marciapiede che è dissestato devono andare sulla strada e le macchine corrono ed è pericoloso. Infatti. Anche scuole. Grazie della segnalazione, ne parlavamo prima, grazie speriamo davvero che si possa fare qualcosa. Sì, no? come giustamente ha detto l'ascoltatore, insomma la zona è molto... Potrebbe essere una zona molto tranquilla perché comunque ci sono sia casette che case, che condomini, però in una zona molto verde, molto, molto piacevole, che però viene resa pericolosa proprio per questo traffico sostenuto. Invito veramente ad andare a verificare, cioè c'è una costante andirivieni di macchine e anche i furgoni che accennava prima. Perché poi tra l'altro il furgone sono quelli di solito delle consegne che corrono perché chiaramente disgraziati anche loro hanno il loro lavoro, devono fare più consegne per riuscire a prendere più soldi e qui entriamo in altre dinamiche e altri discorsi. Però il punto è che troppe volte viene utilizzata, guardando Google, la strada più facile è quella. No, cioè quella strada dovrebbe essere riservata ai residenti. Perché? Perché quella zona non è una zona di traffico, non è una zona di immissione di traffico. Ci sono altre strade, ci sono altre vie adatte a questo, non via Damiano Chiesa. Ripeto, una strada soprattutto nella parte alta, molto, come ha giustamente ricordato, anche scivolosa, perché c'è un tratto dove c'è una curva con i cubetti di porfido che ormai sono lisci e quindi anche lì in curva non è assolutamente facile, è una strada dove spesso e volentieri ci si ritrova ad avere le macchine che fanno il famoso refill tra una e l'altra per riuscire a passare e oltretutto la cosa assurda è che con una strada così pericolosa la gente comunque continua a correre.
cosa che non capisco il senso di recuperare 2 minuti, perché cosa potrà cambiare? Il fatto di farla in velocità rispetto a farla un attimo con più attenzione e con più tranquillità quella strada. Ecco. Quindi devo dire la verità che è una necessità in certe zone di ridurre il traffico proprio per una questione di sicurezza. Poi invece le zone adibite a traffico sì, certamente avranno un aumento, però probabilmente anche in quelle zone se ci fossero meno macchine in seconda fila il traffico scorrerebbe meglio, come in via Battisti, infatti, come in via Fabio Severo, come in via Coroneo. Ce ne sono tante, vero, di strade. Ci sono tante strade dove modo, no? Effettivamente il rallentamento del traffico è anche causato dal fatto che in seconda fila, anziché una strada a 2 o 3 corsie, si ritrova a una corsia. Allora, buongiorno, oggi ci sarà l'incontro, ci scrive Giorgio, tra parti sindacali e ormai ex amministrazione Tirso SPA. Oggi i lavoratori saranno definitivamente abbandonati a se stessi e agli ammortizzatori sociali, donne tra i 50 e i 60 anni che per 20-30 anni hanno lavorato in fabbrica a dover cercare nuove strade. Terribile situazione industriale a Trieste. Davvero una situazione tremenda questa della Tirso. Sì, più non che so se ci sono dimostrare insomma, la mia solidarietà per una situazione veramente brutta, ma purtroppo temo che non sarà l'ultima, perché comunque la zona, cioè il problema dell'industria italiana in generale è un problema molto grosso, anche perché abbiamo come al solito la concorrenza da parte di altri stati. Le fabbriche vengono spostate, di conseguenza noi ci impoveriamo sempre di più su questo. Devo dire che insomma, so che la Regione con anche l'assessore Rosolén insomma, si danno tantissimo da fare, hanno fatto veramente delle cose veramente incredibili e sono sicura che insomma, faranno avanti, cercheranno di aiutare per quanto è possibile, assolutamente. Un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, mi chiamo Giorgio. Buongiorno, Giorgio. Mi scusate, ma volevo ritornare su via Damiano Chiesa. Abito a San Giovanni da sempre, sono nato a San Giovanni, nato in casa come si usava una volta e ritengo via Damiano Chiesa un patrimonio del Rione. Quindi le pretese dei residenti che la via diventi un qualcosa di esclusivo dei residenti mi sembra un po' pretestuosa. Ricordo che certamente la via presenta dei tratti così di una certa pericolosità, però ricordo anche che c'è il divieto di sosta su ambedue i lati. Le auto che nella parte alta prima dei 2 tornanti, quello sotto il ponte della vecchia casa, è sempre occupata da vetture in sosta e questo comunque non va bene. Effettivamente bisogna ridurre la velocità dei mezzi che talvolta scendono e salgono così in maniera spericolata, però la strada via Damiano Chiesa deve rimanere un patrimonio del Rione, un patrimonio sì, dei residenti ma della comunità. Grazie tante, grazie. Grazie a lei Giorgio, buona giornata. Allora, questa è l'opinione del signor Giorgio. Beh, diciamo che non è che facciamo un recinto attorno via Damiano Chiesa e nessuno potrà mai passarci, insomma, ecco. No? Via Damiano Chiesa, ripeto, bisogna fare un ragionamento anche con gli uffici per verificare se lasciarla a doppio senso e quindi in maniera che il traffico venga ridotto, oppure eventualmente fare una verifica se sia il caso anche magari di un senso unico. Io su questo non so, io esprimo un problema, mi porto avanti un disagio da parte delle persone che abitano in quella zona e di conseguenza io auspico che gli uffici ne prendano carico e cerchino di risolvere il problema. Dopo certamente non è nessuno che vuole fare qualcosa a discapito di tutta la comunità, però ripeto che quella strada lì così com'è e come viene utilizzata
da parte di tutti mi azzardo a dire sbagliata, perché non è una strada di scorrimento del traffico, è una strada che dovrebbe essere, ma c'ho dei video, non serve andare, e capisco il discorso del signore che mi parla delle macchine posteggiate e ci sta, ma la parte alta, diciamo da via Timignano in su, lì non c'è una situazione di macchine posteggiate, lì proprio le macchine rischiano ogni volta di andare nel canaletto. In effetti è stato fatto una specie di canale un po' più facile da percorrere, perché sennò le macchine crollavano nel canaletto ogni volta che si incrociavano su quella strada. Quindi non so, cioè io un problema lo vedo, e quando vedo un problema cerco di trovare una soluzione. Non sono io che decido, ovviamente, io ripeto, porto avanti una situazione di disagio e cerco di sentire tutte le parti per trovare la soluzione migliore. Chiaramente una volta che si trova una soluzione non sempre si accontenta tutti, e questo è indubbio, perché qualcuno che non sarà contento, certo, ci sarà sempre. Però il traffico cittadino è un grosso problema, si vede ogni giorno, si vede perché ci sono incidenti, si vede perché ci sono situazioni di pericolo. Io vorrei evitarlo, e soprattutto l'educazione degli automobilisti e anche dei scooteristi dovrebbe esserci un po' di più, perché quando io vedo gli scooter che mi attraversano, mi sorpassano a destra anziché sorpassare a sinistra con tranquillità, lo trovo, cioè il codice non lo permette, però viene fatto lo stesso. Quando le macchine si posteggiano sull'autobus, quando si mettono in seconda fila, quando si mettono sugli incroci, che sono pericolosissimi, vicini alle strisce pedonali, in maniera che poi la persona che deve attraversare sulle strisce pedonali non riesce ad avere una visibilità corretta per riuscire ad attraversare, e rischia perché poi la macchina arriva correndo. Queste sono cose, secondo me, che un po' tutti noi possiamo fare, perché possiamo prestare più attenzione. E io sollecito tutti, o gli uffici, o comunque chi è, a prenderne coscienza, perché è un problema tentare grosso di risolvere, insomma, in qualche modo. Chiaro. Ci arriva una mail da Claudio Visintin, dice: buongiorno a me e a Barbara, da Claudio Visintin, saluto Franco da Udine, che mi cita con simpatia. Parlavate di sicurezza stradale, un tema molto importante. Noi genitori non si vive, si sopravvive, ed è ben diverso. Non correte, riflettete quando guidate, vi implora Claudio, insieme a Graziella e Maurizio. Salutiamo Claudio, assolutamente sì, assolutamente. È vero. Enrico, buongiorno. Solo a Trieste, la città dei non sepol e dei vecchi, non si possono dare dissuasori, vedi Monfalcone, Gorizia, Capodistria, dove sono presenti, e i mezzi di soccorso transitano ugualmente. Buona giornata, soprattutto sottolineo mai mollar con l'ovovia, lo dice sempre il signore Enrico alla fine delle sue mail. Sì, io ricordo che non c'erano dei dissuasori, sono stati messi dei bottoncini che dovrebbero fungere da dissuasori, proprio dove c'è la scuola Stuparic Giotti, quindi il comprensorio Weiss, ancora parecchi anni fa. Sono stati messi, sono durati circa neanche una settimana, credo, perché tutti i residenti che abitavano lì vicino erano imbestialiti per il casino che facevano questi bottoncini, che come passavano le macchine, gli autobus, eccetera, e questo alla fine dava fastidio a tutti, e quindi sono stati tolti. Come vedete, il problema c'è da sempre. Il discorso del dissuasore di velocità, della cunetta, e a Trieste non me lo spiego nemmeno io, perché è una risposta che ci è sempre stata data, scusate, dagli uffici, perché le ambulanze, perché i mezzi di sicurezza, eccetera eccetera, però nel resto dell'Italia eppur vengono usati. È vero. Resta un po' una soluzione onestamente risolta. Dare una risposta più di questo, perché non so altro. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi?
Pronto? Buongiorno. Pronto, volevo parlare sul discorso dell'asfalto e degli alberi, più che altro anche di Alessandro. Ci sono tutti gli alberi che ormai sono i rami grandi che oscurano i lampioni e di sera diventa, la strada diventa scura, diventa buia. Poi anche in via Battisti in fondo di via Battisti dove ci sono i due semafori non si vedono perché gli alberi sono sulla strada, insomma. E come diceva prima la signora, via qua che sta da Pellongera è diventata una pista di corsa. Sì. Pronto? Sì, abbiamo capito, certo. Allora, e poi siamo sempre sul discorso dell'asfalto. Io prendo la 35 e io non so come anche certe signore, anche a me, insomma, per l'amor di Dio non c'è niente di che, però dovrebbero fare qualcosa. Queste strade ormai sono veramente delle buche, dei rattoppi, e bisogna fare qualcosa perché non si può andare avanti in questo modo. Il tema del rattoppo, insomma, stradale. Esatto, ecco, più che altro, ancora un attimo il discorso, ma non solamente via Alessandro o via Battisti, anche tante altre vie ci sono questi alberi, questi rami che oscurano la via e i lampioni non si riesce a vedere la luce. E ancora una cosina la signora volevo chiedere, e su a San Giovanni dove c'è il cubone che stanno facendo l'edificio polifunzionale, ci sono i due attraversamenti pedonali gialli, ormai sono sbiaditi. Se si può ridare un ritocco. Sì, capito? Sì, va bene, proviamo a fare la segnalazione. Grazie e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Allora, via Alessandro, via Battista, San Giovanni. Tra l'altro adesso ci sono questi due attraversamenti pedonali fatti per il cantiere del famoso cubone. Io spero che lì in zona verrà fatto effettivamente un nuovo attraversamento pedonale. È una richiesta che era stata fatta anche da un'ascoltatrice, ricordo qualche mese fa, che ero qui, quindi effettivamente è un qualcosa di utile che in zona, anche se fosse un attraversamento pedonale protetto, riuscirebbe forse a rallentare un po' le macchine, anche perché poi lì siamo dinanzi a un incrocio un po' fastidioso, ma lì ci sono anche gli autobus, quindi bisogna anche stare attenti a come vengono fatte gli attraversamenti, però diciamo che troppe macchine anche lì arrivano da via delle linfe, corrono, tagliano la curva, quindi si rischia sempre un po' di attenzione. Per tutte le cose sarebbero molto più semplici. Per quanto riguarda la segnalazione adesso di Viale Sanzio e degli alberi, effettivamente è un problema di cui ci siamo occupati insieme anche al Presidente Perini. Aveva preso dei contatti per fare un'ulteriore fila di illuminazione proprio sul tratto di marciapiede interessato, perché ci siamo accorti che quella zona lì, alcuni alberi sono effettivamente stati piantati attaccati al pilone della luce. Quindi alla fine il pilone che dovrebbe dare la luce, quando arrivano le foglioline durante la primavera e l'estate, oscura completamente la visuale nella strada, e tra l'altro c'è proprio due attraversamenti pedonali proprio in concomitanza. E sarà così studiato da fare questo intervento. So che aveva preso contatti e so che anche il neopresidente Cavallaro ha i contatti in essere per riuscire a portare avanti questo progetto così di questa, chiamiamola una illuminazione supplementare sulla parte del marciapiede, diciamo andando su verso Viale Sanzio sulla sinistra, ecco, che è quella proprio interessata, perché la parte destra è abbastanza più visibile. Chiarissimo. Benissimo, grazie allora a Barbara Odorico per essere stata con noi questa mattina, per aver risposto alle tante richieste. Grazie a voi, grazie a voi. Presto a trovarci quando qui a volete. Trieste. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi Roberto Mandler della seconda circoscrizione di Lista Russo Punto Franco. A fra poco. Posso fare così?
Bentornati in diretta, bentornati 9.06 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Roberto Mandler, consigliere della seconda circoscrizione, lista Russo-Franco. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno. Allora, fra l'altro fa parte della sezione della urbanistica e ambiente, no? Per quanto riguarda proprio la circoscrizione, si occupa di questi temi da geologo, qual è, e in più fa parte anche del comitato No Ovovia, quindi oggi sa che riprende, no, la discussione in Consiglio Comunale, oggi e domani, arenata oggi e domani, proprio a partire dalle 9 seguiremo anche noi un po' i lavori in diretta del Consiglio Comunale relativi proprio alla cabinovia. Arriva subito anche una mail da parte molto lunga e dettagliata, insomma leggo qualche brano da parte di Alessandro che dice: durante la discussione sulla cabinovia i consiglieri di maggioranza sembrano dormire, vengono disturbati da due incubi, Ovovia e Asilo Nido di Roiano, non sanno come uscirne perché significherebbe la fine di questa consigliatura, dice il signor Alessandro. La conferenza indetta in tutta fretta venerdì mattina è la chiara dimostrazione che non esistono motivazioni valide per sostenere un'opera impattante e inutile. Oggi poi viene fuori anche il tracciato a Montegrisa, in realtà ne avevamo parlato anche noi tempo fa intervistando proprio l'assessore Rossi. Anche oggi impianto fermo per Bora, chiede così provocatoriamente il signor Alessandro. Cosa dice? D'accordo con questa visione, insomma, di Alessandro? Io ringrazio per questa mail, sicuramente sono d'accordo. Anche oggi saremo fermi per Bora. Faccio presente poi che le raffiche di Bora che noi osserviamo in città non sono nulla o sono molto meno di quello che in realtà si troverebbe a sopportare la cabinovia, che attraverserebbe dei valloni nella discesa da Opicina in Bovedo con degli effetti del vento definiti di effetto Venturi, per cui ci sarebbero delle raffiche molto superiori. Questo sarebbe un problema e sarebbe anche difficilmente prevedibile, per cui parliamo di un impianto, di un progetto che è poco affidabile se pensiamo di utilizzarlo come mobilità, ecco, sostenibile, no? Chiaro, allora queste le posizioni, poi vedremo anche come proseguirà il dibattito in Consiglio Comunale, quali le posizioni, se ci sarà magari un punto di svolta in qualche modo in questa discussione che si sta protraendo ormai da 5 sedute, e adesso ne sono state programmate altre 2. Allora sentiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora, io volevo in realtà volevo fare una domanda alla signora di prima, no? Dica, magari gliela riportiamo, sì. No, sì, volevo chiedere solamente città, Trieste, città turistica, però il Faro della Vittoria semplicemente è aperto venerdì, sabato e domenica. Vorrei sapere perché non è aperto anche tutti gli altri giorni della settimana. Capito. Grazie. Grazie a lei e buona giornata. Insomma, Trieste è città turistica, però il Faro è aperto solo nel fine settimana, dice il signore, dovrebbe essere aperto sempre, insomma, come attrazione turistica. Sono d'accordo anch'io. Ci informiamo, è d'accordo, ci informiamo per quale motivo, insomma, probabilmente questione di costi, ma adesso non... Ci sarà qualche problema, ma in realtà dovrebbe essere tenuto aperto ai visitabili. Tenuto aperto ai visitatori, perché insomma è anche un po' una caratteristica, no? Proprio di quella zona della città, che poi dovrebbe essere... C'è una bellissima vista dall'alto, no? Per cui sì. È una meta sicuramente interessante. Assolutamente. Allora ci sono ancora mail, c'è anche la vignetta di Marco Englaro inviataci poco fa, si parla nuovamente delle risse e dei disordini in città, all'ordine del giorno le risse in città, ormai si stiamo abituando, finalmente una bella rapina, insomma, perché negli ultimi 2 giorni invece ce ne sono state ben 2, no? di rapine nel centro città, insomma in via Giulia. Invece
invece per quanto riguarda le risse, insomma, se ne parla da tempo ormai, no? Di questo problema e di questa diciamo che il problema della sicurezza. Il problema sicurezza è un problema trasversale, è un problema che interessa la destra e la sinistra, quindi non ci sono preclusioni, ci sono strategie diverse. Io ho seguito per parecchio tempo dei progetti per quanto riguarda l'intervenire su quello che poteva essere il disagio dei giovani. Stiamo parlando di giovani locali, giovani anche ovviamente che vivono qui da noi, che sono figli magari di immigrati. Non credo si tratti di un problema riguardante i minori non accompagnati, che normalmente, in genere, non tutti, ma sono ospitati e controllati nelle loro comunità di accoglienza. Il problema è per i giovani che non hanno, che sono lasciati allo sbando. Si potrebbe fare parecchio, non solo diciamo, sistemare quelli che erano i centri di controllo che apparivano molto evidenti con queste zone rosse, e che poi sono serviti soltanto a spostare di un centinaio di metri la delinquenza in una strada laterale. Bisognerebbe fare qualcosa di più, perché non mi riconosco in questa città, perché non avevamo mai ovviamente questo tipo di problemi o questo livello di problemi. Dobbiamo fare qualcosa. Su questo io, tra parentesi, sono l'amministratore di un gruppo di vicinato. La soluzione dei gruppi di vicinato può essere anche criticabile, nel senso che è importante molto che ci sia educazione, un modo di riunire gli abitanti per trasmettere comunicazioni, per segnalare situazioni di emergenza, ma sempre lavorando con le forze dell'ordine. C'è il rischio invece che certe volte ci si voglia un po' sostituire. Non si può fare da soli, insomma. No. Il rischio è che la reazione sia incontrollata, per cui penso creerebbe più preoccupazione quello delle situazioni poi di queste bande, che sono comunque... E poi bande è una cosa, furti è una cosa anche molto diversa. È una cosa diversa, certo. Tornando appunto ai disordini, diciamo così, gli schiamazzi eccetera, ci scrive il signor Vito, dice: buongiorno, volevo solo dire che se si pensa di risolvere il problema di Piazza Perugino rifacendo la piazza e sostituendo 4 panchine, siamo completamente fuori strada. Però comunque una riqualificazione potrebbe aiutare, magari per appunto il caso di Piazza Perugino. Allora, la riqualificazione delle piazze nelle periferie, nei rioni di periferia o comunque all'intorno di quello che è il centro città, il Salotto Buono, è uno dei modi per far tornare a vivere il quartiere. È una premessa che ha la sua efficacia. Questo non basta, ma il fatto per esempio di favorire le piccole attività commerciali locali, quelle di vicinato, che si sono dovute chiudere per la presenza ovviamente dei supermercati, di una concorrenza difficile, quello è un modo anche per non chiuderci tutti in casa e lasciare a persone anche malintenzionate il dominio di certe vie, di certi rioni. Ecco, per cui anche la panchina, il verde... Può sembrare poco, però... Sì, che è un inizio, però è un qualcosa che ha un suo significato. Chiaro. C'è una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Buongiorno. Ecco, dato che l'ottimo vostro operatore ha fatto un sopralluogo su quel marciapiede dissastrato perché il disabile aveva detto che non riusciva a passare per via del marciapiede. In via Sette Fontane, sì. Sì, poi poco più in là vediamo le sterpaglie dei pompieri che sono intervenuti, no, per la caduta dei rami, ecco, e hanno lasciato tutto là. Ma a questa consigliera Odorico della 7ª circoscrizione non gli è venuto in testa di mandare qualcuno e togliere via quelle sterpaglie, oppure quelle ramificazioni,
oppure pensano che è il corpo di reato, bisogna lasciarlo là. Ecco, stanno aspettando che va qualche pazzo gli dà fuoco, non so, aspettiamo questo, ecco. Allora invece di dire sempre le solite robe, facciamo e non fanno mai niente, faceste intanto togliere quelle sterpaglie di là, va bene? Ok, allora, questa è la segnalazione che avevamo fatto prima, appunto riguardo queste sterpaglie, questi rami secchi che sono stati tagliati giustamente dai vigili del fuoco già ormai una settimana fa, in occasione proprio di un episodio di bora forte, e quindi sono stati lasciati là con i nastri, i delimitatori, insomma quelli bianchi e rossi, tanto per intenderci. Adesso con questa nuova segnalazione speriamo che qualcuno pensi insomma di toglierli. No? Sì, io farei presente come consigliere di circoscrizione, anche se non è la stessa, mi trovo con gli stessi problemi sull'altipiano, è lo stesso problema. Intanto mi fa piacere che sia intervenuto qualcuno della circoscrizione. Molto spesso i cittadini lasciano delle segnalazioni sul nostro quotidiano, riempiono i social e non si preoccupano invece di avvisare la circoscrizione di riferimento, che è la struttura, l'ente in realtà che fa da tramite tra i cittadini e il comune, che ovviamente di tante realtà può non sapere. E faccio però presente che la circoscrizione, oltre che a segnalare la cosa magari direttamente agli uffici competenti, altro non può fare. E c'è purtroppo segnalo poca attenzione da parte non degli uffici ma della giunta comunale all'attività delle circoscrizioni, che vengono considerate spesso un fastidio. Forse vi ricordate che all'inizio di questa legislatura c'era addirittura l'ipotesi di eliminarle, oppure, anche perché non è consentito per centri abitati superiori a 100.000 abitanti, ma comunque per ridurne le funzioni. In questi giorni si sta parlando di un nuovo regolamento delle circoscrizioni dove si sta tentando di ridurre ulteriormente le possibilità. Noi non abbiamo la possibilità di gestire bilanci, soldi, però possiamo segnalare in modo più capillare o molto capillare quelli che sono i disagi del territorio. Ci piacerebbe che chi è negli uffici e anche in giunta dia la giusta attenzione a queste segnalazioni, giusto peso, e soprattutto che ci siano dei tempi, perché è molto semplice spesso mettere due transenne e poi lasciare lì per mesi. Chiaro, e quindi è questo proprio il problema che poi segnalava anche il signor Luigi. Comunque adesso appunto la collega insomma, di circoscrizione Barbara Odorico si è presa in carico di segnalare a sua volta lei non poteva prendere e portare via, può solamente segnalare, sperando magari insistendo. Infatti, allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora abbiamo subito una telefonata per il nostro ospite Roberto Mandler di Punto Franco della seconda circoscrizione. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, volevo far presente al consigliere che abbiamo adesso anche delle raffiche del Scirocco uguali alla Bora. Quindi non so come potrebbero ancorare le cabine quando succede questo. Grazie, se lui lo sa. Grazie della telefonata, buona giornata a lei. Allora si torna sul tema cabinovia, no? Sì. Dice non solo la Bora ma anche lo Scirocco. Infatti ci sono giornate di Scirocco e di Libeccio. Uno dei problemi dei venti da sud è quello di riempire, di portare il sale, la salsedine sulle strutture metalliche. Questo è un problema che si può superare ovviamente con dei trattamenti adeguati delle strutture. Per quanto riguarda le raffiche, penso ormai sappiate, perché stiamo parlando ormai da 4 anni di questi problemi legati al progetto dell'Ovovia.
oltre una certa velocità del vento, le cabine dovrebbero essere prima rallentare, poi essere comunque riportate nelle stazioni di rimessaggio. Non è così facile perché il percorso non è breve. La stazione di Opicina non sarà attrezzata per il rimessaggio e quindi tutte le cabine del tratto in salita dovrebbero andare al Bovedo, ovviamente vuote, o nel caso in cui ci siano dei viaggiatori, dei passeggeri, verranno trasportati giù, poi scenderanno. Questo se le raffiche sono inferiori a velocità di circa 65, la cosa è abbastanza ancora dibattuta, chilometri orari. Nel caso in cui, ed è molto frequente, le raffiche isolate della Bora, anche la Bora moderata registra raffiche talvolta di 70-80 km orari, basta andare a guardare qualsiasi stazioncina meteorologica che abbiamo in città o sull'altipiano. E in quei casi lì la cabinovia si ferma e se si dovesse fermare per più tempo c'è addirittura la previsione di far scendere i passeggeri. Vi faccio presente che le cabine sono 50 in salita, 50 in discesa, per un massimo di 10 passeggeri per cabina. Stiamo parlando, in teoria ovviamente se fosse piena, di 1000 passeggeri. Immaginiamoci di far scendere 1000 persone via fune, perché il modo per far scendere i passeggeri non c'è una scaletta, non c'è un modo, quelli vicini alla stazione scenderanno in stazione, gli altri verranno calati dall'alto. Insomma, stiamo parlando di soluzioni assai poco credibili, anche se possibili. Ecco. Capito. Questo prolungamento invece di cui si discuterà anche oggi, l'aveva raccontato ai nostri microfoni l'assessore Giorgio Rossi, il prolungamento fino a Montegrisa, no? Dice l'assessore, solo così la cabinovia avrebbe proprio un fine anche turistico, religioso, insomma avrebbe comunque una parte finale con uno scopo ben preciso. Intanto oggi e domani dalle 9 fino a stasera penso che si tratti, e nell'ordine del giorno c'è la discussione, si continua a discutere delle opposizioni. Le opposizioni, ricordo a chi mi ascolta, che sono sacrosanti testi informativi da parte dei residenti che sono a rischio di, il termine non mi ricordo qual è ora, ma di esproprio, scusatemi. Allora, interrompo Sì. solo un attimo perché vedo pronto il nostro Gianluca Paladin che, come dicevo prima, appunto si trova già fuori proprio dall'aula del Consiglio Comunale per l'inizio di questo dibattito, questa nuova puntata, diciamo così, del dibattito sulla cabinovia, ed è in compagnia proprio del consigliere del Partito Democratico Francesco Russo. Allora, a te la linea, Gianluca. Esatto, Laura, siamo insieme a Russo proprio nell'anticamera, fuori dall'aula del Consiglio Comunale. Consigliere, buongiorno. Buongiorno a tutti, a Laura in particolare. C'è un via vai, no? Di persone, perché ovviamente si sta discutendo questa variante accesso nord della cabinovia. Tra l'altro abbiamo visto anche la novità di questa possibile modifica per Montegrisa con il tracciato che quindi verrebbe allungato e modificato, idea ancora embrionale a quanto pare, però insomma è già tema di discussione. Intanto, consigliere, cosa vi aspettate oggi e se vuole fare una battuta anche su questa possibile modifica di cui si sta parlando? Ma oggi temo che passeremo la giornata, come è già successo, parlando soltanto noi, perché in 5 sedute del Consiglio Comunale soltanto il centro-sinistra ha provato a dare voce ai dubbi dei cittadini. Si è visto anche con un referendum, il 73% dei cittadini sarebbero contrari a quest'opera, quindi anche oggi temo che non riusciremo a convincere i colleghi di centrodestra a risponderci. Per quanto riguarda il tema di Montegrisa, è interessante, non so se i telespettatori hanno letto il giornale, ma è
è quello che abbiamo provato a dire in questi giorni. Neppure il centrodestra è convinto che ormai l'Ovovia così com'è possa funzionare. Quindi c'è questa idea, che però è un'idea alla quale mancano semplicemente 26 milioni, insomma qualcosa di più, e per la quale si deve andare a Montegrisa. Noi l'abbiamo sempre detto, quest'opera o è un'opera turistica o non funziona, mentre così com'è è un'opera che vuole fare trasporto pubblico urbano, insomma si immagina che la gente prenda l'Ovovia invece di prendere l'autobus o la macchina la mattina. Quindi noi diamo la nostra disponibilità, siamo disponibili a metterci intorno a un tavolo, a ragionare di un cambiamento di questo progetto, fermiamoci finché siamo in tempo, evitiamo di sprecare il tempo e le risorse dei cittadini, perché come abbiamo visto i bisogni sono ben altri. La maggioranza nei vostri confronti ha parlato di irresponsabilità per questo stallo dei lavori del Consiglio Comunale sul tema Cabinovia, che dicono rischia di pregiudicare l'iter anche per altri progetti e altri lavori. Come risponde? Ma guardi, entro il 30 dobbiamo votare la Tari, dobbiamo votare a breve anche le variazioni di bilancio, noi siamo disponibili a fare. Ad esempio il centrodestra è un anno che non riesce a sbloccare la situazione dell'asilo di Roiano, ci sono 66 famiglie che aspettano di sapere se potranno usare quell'asilo e non potranno usare anche il prossimo anno. Sono loro che sono intestarditi su un progetto che è stato presentato dal sindaco 5 anni fa, proprio negli studi di Tele4, era maggio del 2020, non hanno messo neanche un bullone e adesso dicono a noi che stiamo bloccando l'opera. L'hanno fatto tutto da soli perché si sono intestarditi su una cosa che, ripeto, i triestini, non la politica di centrosinistra, considera assolutamente una baggianata. E voi sulla Cabinovia comunque andrete avanti compatti? C'è accordanza all'opposizione? Assolutamente sì, ecco il dato politico che emerge dal lavoro non soltanto di questi ultimi mesi è che il centrosinistra è assolutamente unito. Ecco, abbiamo tante volte in passato dato pessima prova di noi stessi, davvero lavoriamo come una squadra, e quello che invece è evidente è che ci sono profondissime spaccature. L'assessore Rossi oggi dice o si va a Montegrisa o quest'opera è inutile, ma sappiamo che Fratelli d'Italia non fa altro che bombardare in regione il presidente Federica e qui in comune la maggioranza guidata dal sindaco di Piazza. Grazie al consigliere Russo. Buona giornata. Buona giornata. Grazie consigliere, noi ci fermiamo, adesso cercheremo anche un rappresentante della maggioranza per far sentire anche il suo parere. Vi ricevo la linea. Grazie Gianluca Paladin. Allora ci ricolleghiamo fra poco. Voleva appunto concludere, mi scusi se l'ho interrotta prima, ma i collegamenti insomma incombevano. Allora stava dicendo appunto proprio su questo possibile prolungamento, no? verso Montegrisa. Sì, si sta parlando ora di questo prolungamento che sembrerebbe la soluzione soprattutto per rendere il progetto non fallimentare dal punto di vista economico. C'è da far presente però che intanto l'ipotesi che abbiamo visto è quella semplicemente di un prolungamento di 2.950 metri, circa 3 chilometri, che andrebbe ad interessare altre proprietà private, con quindi altre richieste di esproprio e quindi con tutta una serie di nuove opposizioni ed osservazioni. In più faccio presente che il bosco che noi andremo ad attraversare per arrivare al piazzale di Montegrisa è interessato da aree SIC, anche quello da aree SIC e ZPS, cioè quindi stiamo parlando di siti di interesse comunitario, di zone di protezione speciale, sempre della rete Natura 2000, impostici definite da sovranazionali, nel senso dalla Comunità Europea, quindi con lo stesso tipo o simil tipo di problematiche della zona del Bosco Bovedo. In Bosco Bovedo ci troviamo in una situazione di flish, no? Di arenarie e marne, con problemi di dissesto idrogeologico. Ecco, nel caso invece di questo attraversamento è un attraversamento che interesserebbe il calcare del Carso, quindi con caratteristiche differenti, eppure con delle zone molto ampie, tutelate, perché la tutela non è stata uno sfizio di qualche burocrate, è un andare in Europa a cercare un giusto equilibrio tra quelle che sono le zone antropizzate e le zone naturali. Quindi si è andati a coprire circa il 10-12% di superfici con questo intento,
e queste vengano salvaguardate. Noi sappiamo che nelle nostre zone abbiamo una urbanizzazione abbastanza diffusa, nel senso che troviamo case, villette anche sparse, non solamente presenti dove abbiamo i borghi, i paesini del Carso, e questo è un modo per cercare di conservare certe situazioni naturali. E poi aggiungerei, ma solo per non dimenticare, che la stazione di Opicina ha avuto già un ridimensionamento, perché si trova solo dopo aver segnalato la cosa agli uffici tecnici, altrimenti non si sarebbero neanche accorti, in vicinanza di una dolina e in presenza di una cavità carsica importante, che ancora non si conosce quanto si estenda sotto il progetto della stazione. Nel caso in cui si dovesse prevedere un prolungamento, la struttura della stazione diventerebbe molto più ampia, in quanto dovrebbe prevedere la rotazione del percorso, il cambio, perché probabilmente anche lì, come succede a Bovedo, avremmo una linea diversa e quindi si passerebbe da una linea all'altra, quindi con un edificio per il quale non sappiamo se esista lo spazio sufficiente. Chiarissimo. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, l'ultima della mattinata, ci rivediamo subito dopo, fra poco. Bentornati in diretta, allora nell'ultima mezz'oretta insieme in compagnia di Roberto Mandler, consigliere della seconda circoscrizione della lista Russo-Franco. Sentiamo subito la telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia, puntuale ormai ogni giorno. È vero, buongiorno Silvia. Ma trovo libero e quindi siamo. Niente, io sono triestina da molte generazioni. E il mio papà lavorava all'Istituto Talassografico ed era un appassionato di meteorologia e io ho, purtroppo anche negli scatoloni in cantina, io ho il diario meteorologico degli ultimi, diciamo, dal 1950 in poi, forse anche prima, non devo guardare, perché lui era un appassionato, anche tutti i grafici, aveva anche a casa, quando è andato in pensione, aveva una piccola stazioncina meteorologica e comunicava lui i dati alla RAI delle temperature del mare, eccetera. Bene, fatta questa premessa, io mi sono accorta, ma non sarò solo io certamente, che i nostri venti intendo come bora, come vento, sono molto diversi da una volta. Adesso si passa dalla calma assoluta, tipo ai tropici, e si passa improvvisamente a delle raffiche violente senza preavviso. Non è che c'è come prima un preludio e poi ci sono i giorni di bora che sono sempre più o meno forti con le raffiche, cioè molto familiari per noi, no? Adesso è tutto cambiato e addirittura ci sono delle tempeste di vento che cambiano direzione improvvisamente, cioè a me non è mai successo in vita mia, con tutta la bora fortissima che c'era, le mie tapparelle sono state letteralmente sradicate da un vento che non aveva un nome, una direzione specifica, era una specie di tromba d'aria, ma non era una vera tromba d'aria, era una tempesta di vento. Ora, queste cose poi vicino al mare sono ancora più accentuate, perché si sa, c'è la libecciata, c'è come le chiamiamo noi, il neverin, c'è di tutto. Io mi chiedo come si fa a non vedere queste cose qua a Trieste, specialmente se uno è nato a Trieste, come si fa a non capire che noi non siamo una città adatta per fare una cabinovia? Non è questione di politica o di fare il tifo per qualcuno. E poi i sindaci, la giunta, io stessa ce ne andremo via da questo mondo, ma resterà quella roba là. Cioè, è una cosa assurda. Proprio dal punto di vista meteorologico, scientifico, da ogni punto di vista, lasciamo stare anche i soldi, ma proprio no, Trieste non è una città da cabinovia.
Punto, Allora, si trovi un'altra soluzione. Anche Grazie, l'opinione e il buongiorno. punto di vista di Silvia, che immagino condivida, insomma. Condivido, anche perché la signora ha una sua esperienza diretta, anche tramite suo padre. Io, tra parentesi, al talassografico ho installato per circa un anno una stanziocina meteorologica che serviva per misurare i confronti con quello che era la strumentazione standard presente, e anche i progettisti hanno considerato i dati del talassografico, poi hanno preferito utilizzare altri dati, in particolare presso la lanterna, più vicini alla lanterna, perché secondo i progettisti potevano essere più simili alle situazioni della cabinovia. Qualche anno fa avevo recuperato per il Comitato Nuovo Via alcune annate di dati della stazione dell'aeronautica, che è a Barcola, che mi sembrava molto più vicina ed autorevole rispetto ad altre misurazioni, però risultavano piuttosto carenti dal punto di vista della continuità dei dati. È certo che ci sono delle situazioni in evoluzione e che probabilmente riguardano quelle che stiamo parlando essere l'emergenza del riscaldamento globale, che anche nelle nostre zone, soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, si evidenzia in questi ultimi 2-3 anni, e che stanno rendendo la presenza delle raffiche e del vento, in particolare di Bora, imprevedibile. Allora, torniamo a dire, questo è un problema forse minore per quanto riguarda un utilizzo turistico, però certamente è un grosso problema per qualsiasi utilizzo di mobilità nell'accesso nord alla città, che possiamo ritenere fosse anche un sistema. Scusate, perché vedo che c'è un... Ecco. C'è un ospite. C'è un ospite. Sì. Allora, il nostro Gianluca Paladin, sempre fuori dall'aula del Consiglio Comunale, è riuscito a trovare il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Marcello Medao. Allora sentiamolo subito. Sì, grazie Laura, di nuovo buongiorno a te e anche al tuo ospite, con Marcello Medao, Fratelli d'Italia, capogruppo in Consiglio Comunale. Prima parlavamo con Russo del PD e adesso con Medao per quello che si sta discutendo in aula, tema cabinovia. Poi è venuta fuori anche questa novità, no? Sì. Di questa possibile variante alla variante, non so come chiamarla, sì. Del tracciato per Montegrisa. Allora, la situazione attuale, si arriverà a un punto d'accordo anche? Ma io spero di sì, e chiedo un senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza soprattutto. Io sono convinto che un punto dobbiamo trovarlo per forza, non è possibile andare avanti così, con questa lentezza, con questo ostruzionismo che non porta da nessuna parte, insomma, no? Quindi lavoreremo, staremo in aula, insomma, finché non portiamo a casa, ma è importante anche che si trovi questo punto di caduta, se no diventa un po' un problema per tutti, nel senso non per noi, ma soprattutto stiamo ostacolando il lavoro del Comune e non credo che questo sia positivo per nessuno. Insomma, il Partito Democratico, ma soprattutto adesso Trieste, dovrebbero un po' rendersi conto che stanno ostacolando tutto il lavoro comunale ed è vergognoso. Però sembra che il centro-sinistra anda avanti a spada tratta, no? Sulle loro intenzioni. Beh, insomma, sa, la politica è strana, no? Tutto ad un tratto magari si riesce a trovare un'apertura, insomma, mi sembra che qualcuno dell'opposizione ha già fatto qualche apertura, insomma, quindi cerchiamo di capire, di parlarci, vediamo se troviamo un punto di caduta, insomma, qualcuno... Mi dica quello che mi può dire, sì. Quindi state effettivamente dialogando per trovare un accordo? Sa, più che un dialogo in realtà c'è stata una piccola apertura la settimana scorsa da parte dell'esponente dell'opposizione, insomma, poi se voleva fare un'apertura o meno questo lo sappiamo, diciamo che quando c'è un'apertura è giusto che ci si ragioni, si faccia un ragionamento, si cerchi di portare avanti quel che si può fare, quindi trovare effettivamente un punto di caduta. Non so se ci sarà, se non ci sarà, fatto sta che noi andiamo avanti
poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità, perché bloccare un comune così facendo mero ostruzionismo io non penso che sia ottimo per nessuno. Insomma, teniamo presente che questa opposizione dice no a tutto, no al portovivo, no alla scuola, no alla palestra, no alla cabinovia, insomma non si può andare avanti solo con dei no. Insomma, chiedo un po' di responsabilità da parte dell'opposizione per uscire da questo impasse. Ultimissima cosa, questa possibile modifica del tracciato con Montegrisa è fattibile? È un progetto totalmente embrionale ancora? Beh, è uno studio di fattibilità, no? È effettivamente fortemente voluto dal nostro consigliere Porro, da sempre ne parla, è uno studio di fattibilità, insomma potrebbe essere anche questa una piccola apertura, perché mi sembra che appunto il consigliere di opposizione l'altra settimana aveva fatto un'apertura in tal senso, poi ha tutto da lavorare, insomma. Grazie a Marcello Medau, a Fratelli d'Italia, capogruppo in comune, io vi ricedo la linea. Grazie Gianluca Paladin, grazie anche a Marcello Medau. Allora, ha sentito insomma quello che ha detto il capogruppo del partito maggiore dell'opposizione, come commenta? Allora, cerco di pensare bene prima di esporre il mio pensiero. La prima cosa è che l'ostruzionismo sull'ostruzionismo vergognoso. Ricorderei ai telespettatori cosa è successo, nel senso che è stato cambiato il regolamento e quello che sta succedendo oggi, il fatto di poter dare la parola all'opposizione e che non ci sia alcuna risposta da parte della maggioranza. Uno dovrebbe domandarsi ma come mai c'è questo sforzo così pesante, perché stiamo parlando di interventi dell'opposizione sui dati, proprio sulle situazioni che sono state messe in evidenza dai residenti. Vengono fatte degli interventi, delle spiegazioni e anche delle critiche a quelle che sono state le controdeduzioni da parte degli uffici, e a questi interventi non c'è mai stata una risposta. Allora, quella che poteva essere un avvicinamento era il fatto di chiedere: provate a rispondere, provate a prendere atto nelle vostre controdeduzioni, seppure generalmente negative, del fatto che vi rendete conto che c'è un problema di dissesto idrogeologico, di disagio delle persone che sono a rischio di esproprio, di tutta una serie di difficoltà che stiamo parlando, centinaia di nostri concittadini. Ecco, in quel caso lì forse si potrebbe anche capire il perché ci siano queste azioni, questi interventi continui da parte dell'opposizione. Poi, sul fatto che siamo fermi lì, non è mica colpa dell'opposizione. La maggioranza, ricordo, ha la maggioranza e può decidere in qualsiasi momento di fermare la discussione, mettere, soprattutto nel momento in cui c'è stata una ipotesi di una variante, uno stand-by, fermiamoci un momento, cerchiamo di capire quale potrebbe essere l'evoluzione del progetto e si vanno ad affrontare i problemi urgenti che ha il Comune. Questo è stato fatto già con l'asilo di Roiano, nel senso che c'era un problema appunto di prolungamenti dei tempi, ci si è fermati e si è andato avanti con le altre urgenze maggiori. Penso che sia il momento forse di fare una cosa di questo genere, perché altrimenti io faccio presente che c'erano 37 opposizioni, ne sono state illustrate da parte dell'opposizione 5, e ci siamo stati finora 5 giorni, quindi stiamo parlando di tempi molto lunghi. Certo. Poi ci sono tutte le osservazioni e poi ci sono ulteriormente altre 123 osservazioni, sono circa 3.000 raggruppate, ma poi ci sono anche ulteriori osservazioni che dovrebbero essere discusse, quindi i tempi sarebbero molto lunghi. Non è che possiamo trovare il modo di dire allora saltiamo quello che è stato detto dai cittadini, e sono molte osservazioni approfondite che riguardano problemi. Faccio presente che io ho passato tutte le giornate in consiglio dalla parte del pubblico, non sono un consigliere comunale. Vi inviterei, chi può, a partecipare a queste riunioni per rendervi conto di quali sono le indicazioni che vengono date dall'opposizione
e sulla mancanza di una risposta. Le controdeduzioni, che sono state scritte dagli uffici, ma ovviamente avendo delle dritte da parte dei dirigenti e della parte politica, si risolvono con 1 o 2 righe a delle pagine e pagine di osservazioni e preoccupazioni da parte dei cittadini. E quello lo considero offensivo. Il fatto che si siano date delle controdeduzioni negative a delle sacrosante preoccupazioni da parte dei cittadini. Allora, per sorridere un po', sì, c'è la vignetta di Marco Englaro, e vuol far andarlo via fin Montegrisa per pregar che non arrivi Bora. È carina anche questa. Beh, grazie a Marco Englaro per la vignetta quotidiana che ci invia qui alla trasmissione, la facciamo vedere volentieri. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Anna. Premetto buongiorno. che non sono di Trieste, ma ci abito da 40 anni e mi sento ancora dire chi non te capissi perché non te son de qua. Ciò non significa che io abbia l'anello al naso e la sveglia al collo. Ritengo la cabinovia assolutamente un'idiozia. Ne parlano con scopo turistico, benissimo, cerco di ricordare come 40 anni fa ho visto Trieste per la prima volta, mi sono innamorato della città, tant'è vero che poi per condizioni mie ci sono venuta a abitare e ammiravo l'architettura, le strade, gli scorsi, i nomi sulle campanelliere, le leggevo e mi sembrava un libro di storia. Andavo anche a vedere il Carso, i villaggi, le Osmize, eccetera. Non vedo l'utilità di quest'opera. Siamo una città di neanche 200.000 abitanti, quindi non ci paragonino a Lisbona o a Barcellona. Siamo in gran parte persone anziane, quindi lasciamola così com'è, non devastiamo il territorio, non devastiamo l'ambiente e non creiamoci spese ulteriori. Sono decisamente contraria. Grazie e buona giornata. Grazie e buona giornata a lei, signora Anna. Cosa dice a questa telespettatrice? Insomma, anche qui un'altra. Mi fa piacere che le telefonate voce siano tutte di questo tenore. Devo Abbiamo dire anche fan, ci sono anche i fan, certamente, fan, che scrivono Enrico, probabilmente. Che prima scriveva Io devo dire che personalmente, e non è un discorso politico, è proprio ho sempre pensato che unire il mare all'altipiano poteva essere una bella occasione e ha un suo fascino. Questa cosa è stata proposta negli anni. Mi ricordo quando ero giovane, mi ero appena iscritto a geologia e già avevo partecipato ad un sopralluogo proprio per una stazione, ma si parlava di idee, di piccoli impianti non impattanti, che servissero proprio per unire, nel senso vado su, faccio una foto, guardo, torno giù, faccio il bagno. La stessa cosa è poi stata proposta a San Doligo, per dire, a Dolina, per unire, quella volta c'era la Jugoslavia, quindi sarebbe stata una piccola cabinovia transfrontaliera, e oggi sarebbe addirittura, cioè c'è stato un periodo in cui era fuori Schengen, anche lì c'è il problema è chi le paga. E il comune ha avuto l'opportunità di trovare quella volta un finanziamento e l'idea era quella di fare all'inizio un qualcosa solo per il Porto Vecchio e poi di prolungarlo fino sull'altipiano con la scusa che potesse essere mobilità sostenibile. Io abito a Picina e mi risulta che la gran parte, un sondaggio aveva verificato, poi sai i sondaggi bisogna un po' studiarli meglio, ma dal 92 al 95% di chi rispondeva al sondaggio diceva che non avrebbe trovato utilità dalla cabinovia per andare a lavorare la mattina in città. Lavorare, portare i ragazzi a scuola. Allora anche lì, se cadeva il problema, cioè la sostenibilità economica, ecco che il discorso di trasformarla da cabinovia metropolitana in turistica poteva avere un senso. Mi domando perché non lasciare in pace i poveri fedeli che vanno a Montegrisa a pregare per semplicemente dare un'opportunità a chi gestisce la struttura di far funzionare meglio un ristorante e magari di ampliarlo ulteriormente. Non credo sia quella la soluzione e come dicevo prima il prolungamento del tracciato presenta
degli aspetti che sono sicuramente si tratterebbe di ripartire con la Vinca di secondo livello già per il tratto basso era stata bocciata, bisognerebbe passare poi probabilmente nuovamente per una Vinca di terzo livello. Faccio presente che le soluzioni che sono state prospettate sono oggetto di ricorso al TAR e quindi a me sembrano tutte soluzioni molto forzate che sono molto lontane da quell'idea di una piccola cabinovia poco impattante che poteva essere realizzata in un luogo probabilmente non sostenibile dal punto di vista dei finanziamenti, perché o gli impianti sono molto grandi oppure non interessa a nessuno fare cose piccole, no? Penso che sia quello. Allora, torna sul tema che trattavamo prima, quello delle rapine, i disordini, eccetera, il signor Gianni, che salutiamo, dice una città che purtroppo giorno dopo giorno diventa sempre meno sicura, la scena Giulia avveniva solamente nelle sale cinematografiche, la Trieste di un tempo è scomparsa, noi vecchi cittadini che rispettavamo le nostre contrade, ma soprattutto le persone che le calpestavano, oggi tutto è cambiato da quando i vecchi valori hanno perso il significato rispetto al nuovo modo di pensare. Personalmente dice da vecchio bacucco mi dà tanto fastidio, ma da quando questa vecchia nostra città si trova in queste condizioni io lo so e tanti lo sanno, perciò non sono per nulla d'accordo con l'analisi del gentile ospite che i giovanotti sono seguiti con dovizia dai loro insegnanti, ci scrive Gianni. Non è d'accordo con quello che diceva prima che, sui giovanotti? Sui ragazzi minori stranieri non accompagnati, che diceva prima sono di solito seguiti, no, da chi li ha in carico. Allora, io seguo la situazione dei minori non accompagnati sull'altipiano, che per fortuna non hanno dato finora problematiche diciamo particolari. Dobbiamo pensare che sull'altipiano gravitano molti migranti che non sono minori non accompagnati e di solito le associazioni che gestiscono questi minori sull'altipiano funzionano molto bene, le conosco personalmente e quello che infatti mi sento di dire e che ho proposto anche politicamente è il fatto che bisognerebbe, sono d'accordo anche, c'è una parte della nuova legge che è stata proposta ed approvata a livello regionale e che riguarda i maggiori controlli sulle associazioni che gestiscono questi minori, perché è possibile, e probabilmente ci sono situazioni di questo genere, che ci siano associazioni molto responsabili, che lavorano molto bene, con esperienze di decine di anni a Trieste, ed altre che magari sono nate proprio perché c'era questa necessità. Faccio presente che queste associazioni offrono un servizio a pagamento ovviamente al Comune di Trieste, che ha l'obbligo di gestire questi ragazzi, di accoglierli. E ci sono comunità di prima accoglienza, comunità invece di accoglienza normale e la necessità è proprio quella di gestirli nel senso di dargli delle opportunità anche occupazionali. Bisognerebbe trovarli in modo anche di avviarli ad un lavoro, perché sono spesso ragazzi in prossimità di 18 anni, e quindi possono rimanere in comunità ancora per un anno e mezzo, dopo i 18 anni, poi però li perdi. Ecco, lì c'è il rischio anche che questi ragazzi poi siano presi anche da situazioni che sappiamo essere di malviventi, ci sono spaccio di droga. Ecco, su quelle cose là bisognerebbe essere molto più attenti. Più vigili. Allora, concludiamo, siamo davvero in chiusura. Velocemente leggo due mail, una contraria all'Eurovia da parte di Rossana, sappiamo è molto contraria all'opera e dice c'è un modo veloce di uscire dall'impasse, cancellare il progetto, mentre Bruno scrive un'ottima attrazione turistica, poi se posso un consiglio sarebbe proprio da insistere su questo aspetto, attrazione turistica, magari fate vedere una cabinovia simile, insomma, presente da qualche altra parte nel mondo. Insomma. Queste le mail sul dibattito, in particolare sulla cabinovia. Io ringrazio il mio ospite Roberto Mandler, lo invito a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie e buon proseguimento. E grazie a te. Grazie e grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.